Buon pomeriggio a tutti, riprendiamo con la sessione pomeridiana di Call to Action, ottava edizione, una delle edizioni uno dei progetti più longevi nella regione Sardegna. Stiamo cercando, come sempre, di portare a casa progettualità e idee per lo sviluppo del sistema turistico. Con noi tutti i player del sistema turistico Sardegna e tanti altri amici che nell'ambito del comitato scientifico ci seguono a distanza. Questo pomeriggio abbiamo il piacere di avere con noi Joseph Eyark. Joseph è un caro amico che nel tempo ha animato insieme a tutti noi il Call to Action. Questo pomeriggio Joseph ci racconterà alcune particolarità, mercati non scontati, lo farà con la sua classe, la sua efficacia, regalandoci 35 minuti di approfondimento. Joseph, siamo tutti per te. Bene, buon pomeriggio a tutti. Mi dispiace non esserci oggi presente in Sardegna e ovviamente anche a Olbia. E un po' prendendo spunto di quello che è la giornata, il ragionamento che vorrei in qualche maniera fare è fare un'occhiata a qual è stata la performance dei principali competitor che abbiamo in Sardegna diciamo, in questo 2024, ma soprattutto un po', già che si tratta di un incontro che ha la logica di voler ragionare sulla programmazione e la prospettiva, vedere cosa sta accadendo, ma soprattutto quali sono, diciamo, le vere sfide che sicuramente la Sardegna ha per, diciamo, l'immediato futuro. Un futuro che in qualche maniera è complicato perché la situazione turistica, come vedremo, sicuramente ci racconterà Dirk più tardi, abbiamo una situazione di un cambio di ciclo in quanto riguarda al turismo. Detto questo, e già che mi avete tagliato, direi anche il tempo, tenterei di andare velocemente avanti. Ok, vediamo se sono già in condivisione. Vedo di no. Eccolo qua. Bene, vediamo qua. Visualizza. Eh, Bene, ragioniamo su quello che sono i mercati emergenti, ma anche un aspetto importante per darsi alla Sardegna, che sono i visitatori, in qualche modo i turisti che noi abbiamo già in qualche modo fidelizzati. Vediamo velocemente i competitor della Sardegna, come sono andati questo 2024. Noi iniziamo ovviamente con le Baleari, dove quello che noi possiamo vedere fondamentalmente è che hanno avuto diciamo, un ottimo anno, nel senso che a settembre loro avevano già, come vedete, superato più di 16 milioni di arrivi, sia nazionali come internazionali, con un incremento del 4%. Ma come potete vedere, in qualche maniera anche c'è un processo in atto già molto avanzato di quello che è la destagionalizzazione. Loro stanno avendo un po' la stessa situazione che abbiamo in tutto il Mediterraneo, cioè una diminuzione della permanenza media dei clienti, ma soprattutto anche come abbiamo avuto anche in generale in tutta Italia, una riduzione leggera ovviamente dei pernottamenti, delle presenze. Ma quello che noi osserviamo fondamentalmente è che questi sono stati in qualche maniera in grado, come vedete, di avere dei turisti più o meno consistenti o meno consistenti sul tutto quello che è, diciamo, una buona strategia di destagionalizzazione. Pertanto dobbiamo considerare che da gennaio a settembre di questo 2024 sono arrivati a 35 milioni di arrivi, con un incremento notevole considerando che nel 2023 erano 32 milioni. Ma andiamo a vedere il caso concreto della Grecia. La Grecia, in qualche modo, come possiamo vedere, lo abbiamo visto prima, è un mercato che si è rifatto, si è rilanciato molto fortemente, ma uno dei competitor specifici per quanto riguarda per similitudini alla Sardegna è l'isola di Creta. L'isola di Creta, come potete vedere, i dati del 2024 fino a settembre ci danno un livello di arrivi di 4,7 milioni, che è una crescita molto importante comparativamente con quella che è stato nel 2023. Ma un altro dei nostri competitor è ovvio che la Croazia, sono situazioni diverse, però anche loro cominciano
perché hanno una grande dipendenza dal mercato tedesco, come anche succede nel caso della Sardegna, devono avere un comportamento che in certo modo è relativamente simile a quello che sta succedendo o anche alle previsioni. Cioè loro hanno avuto un buon risultato da maggio a luglio, mentre che nell'agosto hanno cominciato ad avere dei problemi, dove in qualche modo in settembre hanno una situazione di minori flussi turistici per quanto riguarda a quel settembre che hanno avuto nel 2023. Pertanto qui già abbiamo una situazione di, diciamo, di preoccupazione di come si può comportare il mercato tedesco. Mercato importante che non dico la novità, ma è quello che ha stupito sia l'anno scorso come questo, è l'Albania, che è un mercato al quale dovremo sicuramente prestare attenzione. Come vedete, la crescita che hanno avuto dal 2022 al 2024 è abbastanza impressionante, ma soprattutto dobbiamo ragionare su questo che vedete qua, cioè nel 2024 la previsione è che arrivino a oltre 5 milioni di arrivi. Quando nel 2023 erano 1.800.000, pertanto vero che è un mercato diverso, vero che hanno delle caratteristiche diverse, però dobbiamo cominciare un po' a ragionare a ampio spettro, perché i turisti come tale, il mercato europeo non cresce più di tanto, ma quello che sta crescendo sicuramente sono i competitor che noi abbiamo. Nel caso dell'Albania noi dobbiamo tenere sicuramente in considerazione alcune cose, e che sono fondamentalmente il fatto che prima erano, diciamo, turisti che arrivavano dall'Europa dell'Est, dei paesi balcanici, eccetera, beh, adesso si stanno in qualche maniera sfruttando o avendo dei risultati ottimi dei mercati, diciamo, centroeuropei, che è uno dei mercati importanti per noi. Ma allo stesso tempo dobbiamo ragionare sul fatto che l'incremento come destinazione è sicuramente importante. Perché? Per questo è un fattore interessante, perché stanno destagionalizzando. Come osservate, da gennaio fino a ottobre di questo anno, loro hanno avuto flussi non indifferenti, gennaio 460.000 turisti, e per arrivare a punte, diciamo, nel mese di giugno, luglio, di oltre il milione. Pertanto dobbiamo ragionare che è un cliente, o meglio detto, che è un competitor che può in qualche maniera attirare l'interesse di alcuni di che sono i clienti tradizionali, per esempio italiani, della Sardegna. Ma come stanno preparandosi? Questo è un aspetto molto importante. Allora, fondamentalmente tutti i nostri competitor, già l'abbiamo visto, se vi ricordate, nell'edizione dell'anno scorso, si stanno strutturando, si stanno preparando. Fondamentalmente, vediamo le Baleari stanno lavorando con questo obiettivo, quello di crescere in valore e non in volume. Loro hanno già un problema non indifferente di overtourism, pertanto lavorano fondamentalmente su tre grandi ambiti: la destagionalizzazione, la sostenibilità e la modernizzazione, con un sistema molto complesso che abbiamo studiato molto bene l'anno scorso. Croazia è un po' diverso, loro tentano di puntare prevalentemente sulla sostenibilità con quattro logiche: la destagionalizzazione, la sostenibilità, la modernizzazione di tutte le sue strutture, diciamo, ricettive. Loro hanno avevano una situazione abbastanza particolare, stanno investendo molto su questo, ma soprattutto innovando l'offerta. Se andiamo sulla Grecia, la Grecia è un soggetto che non dobbiamo in assoluto di perdere di prospettiva. Non è più la Grecia di 10 anni. Loro stanno lavorando molto intensamente con questa strategia di Greek Tourism 2030, con la logica di essere una destinazione in trasformazione, perché pretendono essere una destinazione non più soltanto estiva o balneare, sino, come vedete, all season. Pertanto loro lavorano su 5 ambiti in modo molto forte: le infrastrutture e i servizi, sul prodotto e la promozione, strutturando una governance regionale attraverso delle nuove DMO territoriali, lavorando ovviamente sulla digitalizzazione e logica di smart destination, ovviamente sulla sostenibilità e la modernizzazione di quello che è la sua struttura, diciamo, sia di infrastrutture, ma soprattutto di strutture turistiche. C'è Malta. Malta è un soggetto che non è esattamente un competitor per la Sardegna, però che evidentemente dobbiamo, lavorando su mercati importanti per noi, come sono il mercato britannico, ma soprattutto il mercato francese e tedesco, dobbiamo anche tenere un occhio di riguardo su di loro. Loro stanno puntando con una logica abbastanza complessa,
sulla logica del potenziamento di tutto quello che è diciamo, l'offerta di collegamenti aerei, così come migliorando l'esperienza del visitatore, ma soprattutto anche interessante, stanno lavorando sul migliorare l'aspetto generale della destinazione. Loro erano un prodotto probabilmente abbastanza impostato sul low cost, stanno variando per arrivare a un prodotto, loro pretendono che diciamo posizionarsi sulla gamma premium, però diciamo è un fattore da non sottovalutare, e soprattutto dobbiamo ragionare su quello che è la formazione e la digitalizzazione delle sue persone e del suo diciamo struttura professionale, migliorando anche tutto quello che è la ricettività. Beh, arrivato a questo situazione, andiamo a vedere quali sono le prospettive immediate fino al 2030, che è diciamo, lo sforzo che in qualche maniera stiamo tentando di fare. Partiamo su un fatto che siamo davanti a un cambio di ciclo nel turismo, cioè è finito il periodo, diciamo, della spinta post-Covid, è finita nel 2023, a metà del 2023, quello che si chiamava il revenge travel, e stiamo entrando in una situazione di normalità, dove le previsioni per il mercato soprattutto italiano e direi anche un po' sardo, e non di una crescita forte esponenziale, sino che possiamo ragionare su un livello di crescita per l'anno prossimo per quanto riguarda le arrivi e un po' meno sulle presenze, perché avremo anche il problema della diminuzione della presenza media che si può girare attorno al 3%. Perché questo? Beh, fondamentalmente perché abbiamo una situazione, in qualche maniera, di una situazione economica, come vedete, di relativa sofferenza, di stagnazione. Vedete sotto gli indicatori, questi sono i dati di Eurostat, dove vediamo che ovviamente non siamo in nessun caso in nessun mercato in Europa in situazione di espansione, anzi siamo in qualche caso, per esempio nel caso italiano, di decelerazione, mentre che nel caso concreto del mercato tedesco siamo, come vedete, in quella fascia che va fra la recessione e diciamo, un tentativo di recupero. Pertanto un fattore che dobbiamo di considerarlo. Altra cosa importante è il cambio climatico che può avere per destinazioni del Mediterraneo, come vedete, un impatto dove l'European Tourist Commission già nel 2024 ha valutato che almeno un 10% dei turisti hanno in qualche maniera diciamo cancellato o rivisto i suoi piani di viaggi. Questi sono dati da non sottovalutare, nel senso che vedendo questa indagine che vedete qua, oltre il 50% dei turisti prendono in considerazione il fatto delle ondate di calore piuttosto che altre diciamo, situazioni per scegliere la sua destinazione. Pertanto questo è un fattore da non sottovalutare. Come si traduce questo? Beh, si traduce questo che nel 2024, come vedete, Sardegna è situata lì, diciamo, è una destinazione che ha avuto probabilmente da un -3 a un -5% dei arrivi di quelli che avreste potuto avere come conseguenza della paura della gente o dei clienti che hanno cambiato destinazione con la paura di avere, diciamo, situazioni di troppo caldo o ondate di calore. Altro fattore importante da considerare è quello della ricerca sempre maggiore del quello che è il concetto del value for money per quanto riguarda i nostri clienti. Quello che vedete qua sono i prezzi medi delle strutture ricettive di questi paesi del Mediterraneo, che sono i nostri competitor, dalla Grecia alla Spagna, la Croazia e l'Albania. Come vedete, la nostra situazione è abbiamo dei prezzi soprattutto in categoria di 3 stelle e di 4 stelle superiori a quello che sono i nostri competitor, e questo è un fattore importante da sottolineare con il nostro cliente internazionale, che più o meno con situazioni con grande offerta, questo è un fattore che sicuramente va a misurare. Avremo per questo, diciamo, processo nel 2025, come vedete nel caso italiano, una crescita del mercato domestico, ma anche una situazione di crescita in qualche maniera che può arrivare a quel 3% che vi dicevo per quanto riguarda all'arrivo dei flussi internazionali. Noi dobbiamo ragionare anche su una situazione che ormai comincia a espandersi, che è quella dell'overtourism o anche dell'overcrowding. Su questo dovremo aprire una buona analisi, dove, come vedete in questo momento, sono le ragioni che i clienti vanno in qualche maniera a valutare per, diciamo,
capire dove scegliere. Vedete che il fatto che una destinazione abbia troppa gente, come vedete nel caso italiano, comincia a essere in qualche modo importante, siamo al 33%. Cioè, questo è un fattore importante. Dobbiamo considerare però che sull'overtourism si ne parla tanto e realmente molte volte molte destinazioni non hanno questo problema, hanno un problema di sovraffollamento o di punte di crescita, però sicuramente un lavoro di comunicazione, ma soprattutto di strutturazione delle proposte della destinazione va sicuramente fatto. Noi dobbiamo anche considerare altri aspetti come quello della sostenibilità, che diventa sempre un po' di più un aspetto che i turisti in qualche modo considerano. Però qui c'è un fattore da non dimenticare, che oggi i turisti non considerano la sostenibilità o quello che tu puoi fare come struttura alberghiera, come servizio, come destinazione, come un extra che vogliono pagare, sino che lo danno, come vedete, assolutamente per scontato. Altro fattore molto importante, che è una conseguenza di quello che abbiamo visto prima, è il cosiddetto turismo fuori stagione, cioè la crescita di viaggi sia in primavera e in autunno, perché davanti alla problematica che in qualche modo o la puoi avere per eccesso di calore, eccetera, eccetera, in qualche modo, considerando che in Europa abbiamo sempre di più gente che ha più disponibilità di tempo, perché molti stanno andando in pensione, baby boomer, eccetera, spostano le sue momenti di vacanza, pertanto c'è una destagionalizzazione che sta provocando il mercato. Ma questo c'è un altro fenomeno, specificamente per quanto riguarda al turismo balneare, che è il cosiddetto blended tourism, cioè faccio turismo balneare ma faccio anche altre attività. Questo nel 2024 si è visto molto fortemente, come vedete qua, nel caso greco. Nel caso greco c'è stata una crescita esponenziale per quanto riguarda a questo tipo di vacanze dove diciamo c'era una parte di vacanza balneare ma anche parte di vacanza diciamo di attività di outdoor, di trekking, camminate, biciclette eccetera eccetera. C'è anche un fattore molto interessante, questa è una slide dove mi concentrerei, che diciamo l'intelligenza artificiale, il fatto che l'intelligenza artificiale ogni volta di più è un motore di ricerca. Io mi sono intrattenuto a chiedere a ChatGPT la domanda è: quale destinazione per le mie vacanze balneari nel Mediterraneo mi suggerisci? Voglio relax, belle spiagge, ma anche attività e escursioni. Bene, se gli faccio la domanda in italiano, la destinazione che ChatGPT mi raccomanda è Pozzo. E mi dice anche, se vuoi una logica, una meta diversa, più vicina all'Italia, ti raccomandiamo la Sardegna o Carpatos in Grecia. Bene, se gli faccio la stessa domanda in inglese, la risposta che mi dà è Carpatos. Mi situa la Sardegna in qualche maniera in seconda posizione. Gli faccio diciamo, la domanda in spagnolo e mi risponde, mi propone le Ciclade e mi dice che la Sardegna è sempre in secondo posto. Mentre che se la faccio in tedesco, attenzione, perché mi dice in primis la Creta, dopo mi dà la Francia, la Costa Azzurra, Mallorca, Croazia e mi dà la Sardegna in quinta posizione. Pertanto dobbiamo considerare che anche su questo aspetto è un lavoro da fare, ma soprattutto dobbiamo considerare un nuovo strumento in qualche maniera di promozione piuttosto che non di scelta delle destinazioni che i nostri clienti stanno cominciando a utilizzare. Questo è importante perché dobbiamo considerare che l'intelligenza artificiale in qualche maniera ti permette di creare delle proposte su misure a partire diciamo, delle esigenze individuali. Le ho fatto la domanda: fammi un pacchetto di vacanze, una destinazione del Mediterraneo, voglio un hotel boutique, buon prezzo, spiaggia tranquilla e buona gastronomia. E quello che mi risponde, nel caso come vedete italiano, è vai a Minorca e mi fanno tutta una proposta di l'albergo, cosa devo fare, il prezzo, eccetera, eccetera. Pertanto dobbiamo cominciare a ragionare che abbiamo un altro fronte aperto sul quale dobbiamo ragionare. Vado molto veloce su questo. Dobbiamo considerare anche un fattore importante che è la nuova priorità di visitatori. Cioè diciamo il fatto che stanno entrando nuovi turisti, quelli della generazione Z e millennial, che hanno un concetto di vacanza un po' diverso da quello che abbiamo gente come il sottoscritto, che sono un baby boomer, piuttosto che l'ex generation, che ci troviamo in una logica dove
loro ragionano sul fatto del minimalismo, quello che i francesi lo stanno sviluppando bene, chiamano la deconsumizzazione, in qualche maniera è una parola che non esiste, però è una traduzione malfatta dal tedesco. Cosa cercano? Un turismo più olistico, con più proposte legate al wellness, al turismo regenerativo, al well-being, eccetera, eccetera, ma anche un nuovo concetto del new luxury che riparte fondamentalmente sulle attività, le esperienze, cioè esperienze premium, servizi personalizzati, eccetera, eccetera. E soprattutto, attenzione, al fatto che stanno arrivando destinazioni che non ci avevamo pensato prima. Un esempio, l'Arabia Saudita. Un'Arabia Saudita che sta facendo investimenti fortissimi, che nel 2030 ha come obiettivi arrivare a 70 milioni di turisti europei e americani. Ne hanno altri, evidentemente lo stanno ragionando approssimativamente su 120 milioni, però evidentemente creando diciamo, delle proposte che vanno sulla fascia premium e che sicuramente per quello che può essere in qualche modo un competitor da non sottovalutare. Perché hanno diciamo, tutti gli strumenti e la capacità, strutture nuove, ma investimenti forti che sicuramente può succedere come è successo nel caso di Dubai. Non è il nostro mare, non è vela, però sicuramente richiamano l'interesse dei turisti. Vediamo velocemente quali sono le tendenze previste per le destinazioni turistiche nel 2030. Fondamentalmente quello che le destinazioni del Mediterraneo si possono in qualche maniera, diciamo, o devono fare i conti fondamentalmente è sulla crescita della domanda sempre di un turismo con più attenzione alla sostenibilità. La seconda è quella della diversificazione delle offerte turistiche, mentre che l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione legata a quello che abbiamo visto dell'intelligenza artificiale è un aspetto da non sottovalutare, ma anche cominciare a ragionare, a prepararsi e a strutturarci sull'impatto del cambiamento climatico, ma non dimenticare all'evoluzione del trend della domanda delle richieste dei nostri turisti e soprattutto, come già abbiamo detto prima, alla insorgenza di nuove destinazioni competitor. Vediamo velocemente questo, cioè la crescita della domanda del turismo sostenibile vuol dire dobbiamo essere attenti al sovraffollamento che diciamo i clienti avranno all'ora di scegliere la destinazione, ma anche l'attenzione che per scegliere destinazione avranno su destinazioni che comunichino e siano realmente attive su tutto quello che è il rispetto medioambientale. Ma anche il fatto, questo è molto importante, il fatto che i turisti saranno sempre più comprensivi su misure antiturismo, diciamo dal fatto della contingentazione, le prenotazioni obbligatorie, eccetera, eccetera, ma anche in qualche maniera il fatto delle destinazioni che siano, come dire, diciamo, attente e comunichino adeguatamente l'interesse per mantenere la qualità di vita dei residenti. Vediamo anche come sarà questo, diciamo, come si confronta la Sardegna davanti a questo cambio del mercato turistico. Vediamo i nostri competitor. Ho tentato di andare a ragionare Sardegna versus la Sicilia, Croazia, lo vedremo dopo. Beh, punti di forza che la Sicilia ha, vantaggi competitivi li vedete qua. Quali sono i vantaggi competitivi della Sicilia rispetto alla Sardegna? Hanno offerta più diversificata, culturale, eccetera, ma soprattutto hanno un'offerta di collegamenti aerei più ampia e soprattutto più stabile nell'arco dell'anno. Qual è la sfida che noi, Sardegna, abbiamo nel confronto della Sicilia? Beh, attirare in qualche maniera un pubblico che in qualche maniera può sceglierle perché loro possono andare sicuramente per struttura, servizi, eccetera, su una tipologia di cliente che abbia, diciamo, livelli di spesa inferiori. Puglia è un mercato che conosco bene, o una destinazione che conosco bene, che sta lavorando bene. Hanno spiagge di alta qualità, hanno una buona offerta enogastronomica, ma anche una buona offerta diciamo, di tipo esperienziale delle attività. Qual è il suo vantaggio rispetto a noi? Hanno costi più accessibili e hanno una struttura di servizi, di esperienze e di attività maggiormente strutturata di quella che abbiamo noi in Sardegna. Pertanto, diciamo, la nostra sfida è quella di considerare che la Puglia è un competitor forte, aggressivo, ma allo stesso tempo che può ragionare puntando per vendere rispetto a noi più un concetto di autenticità e di essere più conveniente. Le Baleari fondamentalmente hanno offerta molto diversificata e l'elemento di, diciamo, di vantaggio che loro hanno rispetto a noi prevalentemente una grande capacità ricettiva, ma soprattutto una
ottima, per non dire eccellente, ma ottima rete di collegamenti aerei tutto l'anno con i principali mercati europei. Pertanto, nel nostro caso concreto, la sfida che noi abbiamo è che loro hanno, diciamo, una impostazione di servizi più ampia, di equipamento, ma anche di prezzi più competitivi di quello che abbiamo noi. Grecia, beh, Grecia ha spiagge che tutti conosciamo, ottimo o grande patrimonio archeologico, ma soprattutto hanno una maggiore notorietà e un'ampia offerta culturale e naturalistica. Qual è la nostra sfida? Dobbiamo in qualche maniera tentare di tenere, diciamo, la barra dritta per tentare di fidelizzare al massimo i clienti europei, ma anche e soprattutto gli americani, grazie a quello che è il mix che noi possiamo avere fra cultura e mare. La Turchia sicuramente è un mercato, questo è importante per il mercato tedesco, che per servizi, eccetera, il tipo di resort del lusso che hanno e hanno prezzi competitivi, sicuramente possono sottrarci la clientela con il fatto che hanno dei prezzi più accessibili. Mentre che la Croazia evidentemente ha costi relativamente più bassi, ma hanno anche il vantaggio del fatto che i clienti possono arrivare di centro Europa in macchina, ma soprattutto noi dobbiamo ragionare sul fatto che la Croazia è un competitor perché lavora a prezzi inferiori a quelli che abbiamo noi. Corsica l'ho sistemato, non tanto perché sia un competitor per il balneare, ma soprattutto per quello che è il turismo outdoor, eccetera. E loro, il suo grande punto di forza è questa immagine di isola selvaggia, di autenticità, eccetera. E pertanto potrebbe essere una destinazione che ci può sottrarre in qualche maniera delle fette di clientela per il turismo outdoor e anche per altre tipologie di turismo. L'Albania non dobbiamo, come già ho detto, perderla di vista. Noi dobbiamo ragionare a che con questa situazione di crescita del turismo delle Z generation, dei millennials, questo è un mercato che per novità, diciamo, il problema dell'Albania per noi è la sua novità, il fatto che i turisti vogliono andare a scoprire qualcosa di nuovo, e questo è un fattore sul quale noi dobbiamo lavorare e sicuramente dobbiamo strutturarci. E evidentemente anche una piccola destinazione, però che in particolare per diciamo quello che è, per esempio la Galura è un competitor, cioè il Montenegro, perché grazie alle sue bellezze naturali, ma anche la grande attenzione al turismo di lusso o premium, è un competitor perché può presentarsi, anzi si presenta in realtà nel mercato come una logica di destinazione ancora autentica che portante può attirare un simile cliente di quello che noi abbiamo in Sardegna. Lascio stare la Tunisia in qualche maniera e mi concentro su quali che sono i fattori di forza, i differenziali che dal mio punto di vista e per quanto conosco la Sardegna, secondo me noi dobbiamo di valorizzare. Innanzitutto la unicità culturale, cioè le tradizioni millenarie, il patrimonio archeologico, i nuraghi e non solo, ma soprattutto dobbiamo ragionare sulla logica della sostenibilità e della conservazione ambientale. La Sardegna è per definizione una destinazione sostenibile, ma lo raccontiamo poco, lo strutturiamo poco, non lo abbiamo ancora materializzato e utilizzato come valore da portare al mercato. Possiamo lavorare sul turismo eco-friendly piuttosto che anche sul lavoro che si fa per quanto riguarda la protezione delle coste e delle nostre spiagge. Dobbiamo sicuramente come fattore di forza considerare la natura, quello che è il fatto che il mercato sta richiedendo sempre di più esperienze naturalistiche e abbiamo tutto quello che sono le nostre aree protette per fare birdwatching, eccetera. Dobbiamo di strutturare molto meglio questo per andare a ragionare quello che vi dicevo all'inizio, cioè questa domanda del turismo balneare, del blended tourism. Un valore importante, un fattore di forza è l'autenticità della Sardegna, ma anche le proprie esperienze, siano gastronomiche come anche tutto quello dell'artigianato, ma anche, non lo utilizziamo abbastanza, il concetto della ruralità, di quello che è diciamo, la Sardegna del centro, che è reale, autentica e soprattutto è tutta ancora da scoprire. Ovviamente le nostre spiagge, questo è fondamentale, la preservazione della bellezza delle condizioni ambientali e il nostro mare, ma, e questo è un aspetto molto importante, il fatto che la Sardegna deve diciamo, mettere insieme l'autenticità che ha legandolo al concetto di esclusività. Esclusività non inteso nel senso economico, se non è il fatto che grazie all'autenticità e alla particolarità della Sardegna noi possiamo offrire delle esperienze premium, dei servizi personalizzati, ma soprattutto una ottima
diciamo, vacanza di benessere. In conseguenza, quali sono le sfide e le opportunità? Dobbiamo lavorare per rafforzare l'immagine di destinazione premium. Se la Sardegna è diversa da altre destinazioni, dobbiamo di posizionarci più chiaramente, complessivamente, come tutta Sardegna, sul segmento premium. Dobbiamo di lavorare per conservare il territorio, valorizzando la unicità che noi abbiamo, oltre a quello che è il nostro mare, per posizionarci anche come una destinazione eco-friendly, rafforzando la immagine di una destinazione con un ottimo mix fra nature incontaminate e tradizioni millenari, valorizzando in conseguenza questa autenticità, col concetto di sardità, non so se la parola è giusta, però che è importante trasformarlo. Oggi è un valore, ma dobbiamo trasformarlo in un prodotto turistico e dobbiamo sicuramente diversificare e potenziare l'offerta turistica non soltanto balneare, questo è un aspetto importante. Questo comporta ovviamente organizzare e strutturare l'offerta turistica di territorio con un'adeguata governance operativa su tutti i territori per coordinare e sviluppare l'attrattività turistica dei diversi territori della Sardegna in modo di poter lavorare per incrementare la visibilità della Sardegna nei mercati geografici o quelli di target che siano adatti a quello che noi abbiamo. Per finire, mi sono fatto 3 domande. Dobbiamo lasciarci prendere dall'asse di quello che abbiamo visto? No. Dobbiamo preoccuparci? Un po'. Cioè, la Sardegna fondamentalmente ha lavorato sempre aspettando, dobbiamo di ragionare che dobbiamo di darci da fare e muoverci perché i nostri competitor lo stanno facendo. Ma soprattutto il concetto è che dobbiamo darci da fare tutti insieme. E alla fine noi direi che per ragionare dicendo che per essere competitivi il nostro mantra o quello che mi permetto di suggerire è che la Sardegna deve di poter consolidare il suo ruolo di meta di eccellenza puntando su un'offerta turistica che sia sostenibile, autentica e soprattutto diversificata. Grazie. Grazie Joseph, efficace nei tempi, non sembri neanche tu, efficace sempre, nei tempi questa volta siamo andati giusti. Grazie davvero, ci manchi, sai che è un buon momento quello di Call to Action per rivederci tutti insieme. Con Lucio volevamo organizzare una reunion magari a gennaio, quindi non ti sottrarre tra i tuoi tanti impegni, sai che qua hai tanti amici, ti aspettano sempre con grande interesse. Grazie Joseph. Anch'io. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie. Chiedo alla regia di attivare subito il collegamento col professor Piccoli, quindi viaggiamo dalla Spagna italiana di Joseph agli Stati Uniti. Eccolo qua, il professor Piccoli collegato con noi dalla Louisiana State University. Ciao Gabriele. Ciao a tutti, mi sentite? Eccoci qua, forte e chiaro. Qua c'è un grande effetto attesa. Quando parliamo di Stati Uniti, oggi abbiamo ricordato a tutti che gli Stati Uniti stanno diventando un mercato importante per la Sardegna. Tu sei negli Stati Uniti, ci dai il polso della situazione, ci puoi dire quanti colleghi americani vogliono venire qua a fare le vacanze. Nel mentre poi ci parli anche un po' di innovazione per guidarci in queste nuove scoperte, la tecnologia al servizio del turismo dal tuo punto di vista e dal tuo osservatorio privilegiato. Gabriele Piccoli. Grazie Antonio, chiederei di essere in grado di condividere il mio schermo, che ancora non vedo. Se mi date la possibilità di condividere. Sì, ce l'hai. Fai tu lo share, ma sei già autonomo. No, purtroppo no. Tranquillo, arriva, è la distanza che non ci aiuta. Qua Aspetta. è tutto ok. No, ma è sempre così, poi è proprio il sistema. Vedi Gab, ci stiamo sintonizzando sugli Stati Uniti, ancora non abbiamo capito bene tutto, ma siamo fiduciosi. Arrivo subito. Per chi non lo conoscesse, Gabriele Piccoli è un collega universitario italiano, studi in Italia, perfezionamento negli Stati Uniti, poi trascorre principalmente la sua carriera tra la Cornell University, che molti di noi conoscono per essere una delle eccellenze accademiche nel settore turistico a livello mondiale. Poi rientra in Italia e qualcuno mi ha detto ma chi gliel'ha fatto fare? Gliel'ho detto anch'io, ma è rientrato in Italia, è rimasto con noi nel nostro dipartimento per 5 anni, dopodiché
come tutti gli italiani che sono stati all'estero, è fuggito ed è ritornato negli Stati Uniti. In realtà abbiamo condiviso un bellissimo percorso insieme, è uno dei soci fondatori della spin-off, quindi la nostra spin-off di Plus nasce anche per un contributo importante di Gabriele Piccoli e in questo percorso adesso ce lo contendiamo tra università americane e italiane, lui insegna stabilmente anche all'Università di Pavia, ma nel suo futuro è già scritto, lui tornerà in Sardegna, rimarrà con noi e la sua passione di surfare lo tiene ancora così giovane, perché diversamente non svegliamo l'età. Gabriele, adesso dovresti essere in grado di condividere. 52, svela pure, non c'è problema. No, se no mi tocca spoilerare troppo, quindi cerca di condividere tu, potrei dare informazioni che poi non diventano... Però io condivido, ma voi vedete solo la mia faccia, non capisco ecco, un po' di Eccoci ritardo. qua. Va bene, dai, allora ascolta, io purtroppo, come avevo detto, ho un'uscita alle 50 spaccate, quindi farò un po' di Abbiamo, highlights. abbiamo Ho 20 pensato che minuti la cosa abbondanti. più... Sì, ma poi sai come al solito mi metto a parlare e poi sarò in ritardo dall'altra parte. Va Quindi. bene, dai, ti scuseranno. Ehm, dunque, io avevo pensato di fare una cosa che poteva essere utile, che è uno sguardo su ehm, la creazione di valore con Generative AI. E volevo partire con uno stato dell'arte, un video che è interamente generato con Generative AI e però è incredibile, praticamente è come fosse un film. Ve lo faccio vedere al volo. Gentilissimi tutti, perché questa me la diciamo anche alla proprietà. Seguito come per richiesta del comune. Se fossi uno studio cinematografico mi preoccuperei. Il motivo per cui vi faccio vedere questa demo è fondamentalmente perché volevo mettere l'accento su quanto rapidamente questa tecnologia si sta evolvendo. 3 giorni fa, potete mettere in muto Joseph perché si sente sotto. ah, Beh, vado avanti, se mi fate questo favore di mettere in muto lo speaker precedente. Vabbè, vado avanti. Mi sentite? Sentiamo bene. Antonio, mi sentite? Ok. Sì? Niente, praticamente 3 giorni fa era il compleanno di ChatGPT, il secondo compleanno di ChatGPT è stato lanciato a novembre, il 30 novembre del 2022 e ha un po' rivoluzionato la discussione, quantomeno nell'ambito tecnologico. E GPT significa Generative Pre-trained Transformer, ma io vorrei riflettere sul fatto che GPT in realtà, questa Generative AI, è una General Purpose Technology che ci ricorda quello che è successo con Internet, con l'elettricità, con i database. Fondamentalmente queste tecnologie sono trasversali e oltre a migliorare nel tempo, come è classico della performance di della tecnologia informatica, hanno altre caratteristiche che sono importanti da riconoscere. Prima di tutto sono pervasive. Se pensiamo a Internet, Internet ha rivoluzionato quasi tutti i settori industriali. Pensiamo semplicemente al turismo,
come 25 anni fa l'avvento dell'intermediazione delle OTA abbia rivoluzionato l'hospitality, la digitalizzazione dei ristoranti con aziende come Uber Eats. Um, quindi sono tecnologie che vanno trasversalmente a cambiare, ad impattare tutti i settori industriali. Sono dei catalizzatori di innovazioni complementari. Ah, ragazzi, per cortesia, non riesco. La regia può mettere in muto lo speaker precedente? Se voi lo mettete in muto, non sentiamo tutto questo background. E soprattutto l'altra cosa che è importante da riconoscere in queste tecnologie che sono general purpose è l'impatto sociale che hanno. Um, pensate a una tecnologia simile come SQL, come i database relazionali, che hanno, che hanno, che hanno modificato drasticamente il profilo delle attività che vengono fatte nelle aziende, incrementando la produttività. E quindi se pensiamo a Generative AI come una general purpose technology, ci rendiamo conto che va approcciata in maniera diversa da un applicativo software o dall'avvento delle online travel agencies. E vi faccio solo un esempio su questo. Se pensiamo all'idea di regolamentare l'artificial intelligence, è una frase che forse non ha grande senso, è come dire regolamentiamo i database. Uh, possiamo regolamentare certi utilizzi di queste tecnologie, ma regolamentare tout court una tecnologia trasversale, una general purpose technology, non ha molto senso. Quindi quello che volevo fare era, nel poco tempo che abbiamo, vedere se riesco a contribuire a un modo di a pensare a come le nostre aziende possono avvantaggiarsi dell'avvento di questa generative AI. E per fare questo dobbiamo discutere di un concetto, diciamo, di base, che è il concetto di digital resource. E siccome devo andare un attimo rapidamente, non esitate a contattarmi più tardi se volete. Ho scritto ampiamente sull'argomento, sia scientificamente che a report più applicati, quindi in qualsiasi momento, se volete esplorare queste idee ulteriormente, fatemelo sapere. Però, giusto per inquadrare il problema, Um, i- il concetto di digital resource si differenzia dal concetto di qualsiasi altra risorsa organizzativa, incluse le risorse IT. Ci potremmo porre la domanda: perché creare un nuovo termine come digital resource? Se siamo un'azienda di consulenza, probabilmente lo facciamo perché ci permette di vendere nuovi progetti sotto l'egida della digital resource, che è diversa dall'IT resource che abbiamo venduto fino a ieri. Ma in realtà questo cambiamento di terminologia porta a un cambiamento concettuale significativo. È simile alla differenza che abbiamo qui tra un diamante e la grafite. Um, il diamante e la grafite sono sostanze che hanno gli stessi elementi, sono entrambe costituite da atomi di carbonio. La differenza tra le due è come questi atomi di carbonio sono strutturati. Nel diamante sono strutturati con dei cristallini a tetraedro, mentre nella grafite sono stratificati. Questo implica che cosa? Che pur essendo costituite dagli stessi elementi, le due sostanze hanno caratteristiche completamente diverse. La più famosa è che il diamante è la sostanza più dura conosciuta all'uomo, mentre la grafite viene utilizzata per fare le matite perché è estremamente friabile. Lo stesso concetto può essere applicato al concetto di digital resources, dove l'elemento costituente delle digital resources è lo stesso che conosciamo da tempo, la tecnologia digitale e quindi principalmente il software. Ma come vengono strutturate, come vengono organizzati questi elementi all'interno della risorsa determina
un cambiamento significativo nelle sue potenzialità. Le digital torsi sono prima di tutto modulari. Questo vuol dire che una volta che una risorsa è strutturata come digital resource, diventa un modulo a sé stante che può essere ricombinato e riutilizzato in varie strategie di creazione del valore. Um, perché? Perché l'utilizzatore di questo componente non deve preoccuparsi di come funziona internamente, e quindi questo risolve tutta una serie di problemi. Pensiamo a GPT. Noi possiamo usare GPT tramite una sua interfaccia API senza avere la minima idea di come effettivamente vada a generare musica, video o testo, come nel video precedente che vi ho mostrato, dove se parlate il francese avrete notato che la canzone sembra francese, ma non è in francese, è generata. Quindi la prima caratteristica è che queste risorse sono modulari. La seconda caratteristica è che sono incapsulate in un'interfaccia software. A volte usiamo il concetto di headless. Quindi non sono strutturate per essere utilizzate da un umano, ma sono strutturate per essere ricombinate tramite software. E quindi la conclusione qual è? Che irrispettivamente di quale sia la struttura interna, se sia intangibile o tangibile, vi farò un paio di esempi in un attimo. Quando una risorsa è digitale, viene esposta al mondo esterno come un modulo riutilizzabile, come se fosse un elemento software. E questo apre una serie di possibilità di creazione del valore che sono quasi infinite. Per esempio, col termine risorse io uso riferire a asset capabilities, quindi a beni tangibili e intangibili e a capacità organizzative. Se guardiamo al primo, a questi digital asset, ci rendiamo conto di quello che dicevo prima, che per quanto vengano riutilizzati come se fossero uno strumento software, in realtà internamente possono essere degli strumenti fisici. Nel mondo delle macchine del caffè professionali, quindi quelle che vedete nelle lounge degli aeroporti, che vedete nei bar, eccetera, eccetera, 7 anni fa è cambiato un po' tutto. E sulla base del concetto che creare una macchina che fa un buon caffè ormai non è più un differenziatore. E questo ha portato aziende storiche che hanno fatto la storia di questa industria negli ultimi 100 anni a dover completamente reinventare la loro value proposition. Tale per cui il modello di business non è più quello tradizionale. Creo in un periodo di 3-4 anni un gioiello elettromeccanico, che è una macchina che ha caratteristiche ergonomiche, di sostenibilità, tutta una serie di caratteristiche, fa un ottimo caffè, la produco, ti convinco che ti serve, te la vendo e questa è la nostra relazione, un prodotto. Questa relazione qua non è più sostenibile perché ci sono troppi prodotti che fanno concorrenza di qualità. Allora il passo successivo qual è? Incapsulare questa macchina in un'interfaccia software, tale per cui diventi un modulo che può essere orchestrato all'interno di una strategia più generale. E quindi quando io, produttore di macchine del caffè, vengo da te, albergo, centro congressi, bar, catena, di ristoranti, devo essere in grado di sentire quali sono i tuoi bisogni e poi creare un sistema di macchine che vengono orchestrate tramite software. Per esempio, se tu sei un albergo Hilton che vuole offrire ai clienti Diamond la possibilità di farsi un cappuccino al giorno con delle macchine self-service che si trovano su tutti i piani, io devo essere in grado di integrare queste macchine, questi moduli all'interno della vostra app Hilton, in modo tale che questo funzioni in maniera seamless. Quindi vedete che nonostante sia un prodotto fisico tangibile che fa un caffè nel mondo reale, in realtà la value proposition che offre è completamente legata al fatto che è incapsulato in software. E la stessa cosa si può dire poi con capabilities, è più facile da capire se pensiamo a capabilities come payment, come le mappe di Google, come la capacità di interagire tramite SMS con i clienti.
sempre di più si va verso una realtà dove la creazione del valore viene fatta orchestrando queste componenti, queste risorse. E quindi esistono, nella nostra ricerca abbiamo individuato due modalità di creazione del valore quando ci focalizziamo sull'utilizzo delle risorse digitali, che sono orchestration, quindi orchestrazione di risorse, come dicevo prima, nel caso per esempio di Hilton, e di creazione del valore. Questo sarebbe il caso delle aziende che producono le macchine del caffè, come Eversys, come Cimbali, DeLonghi, eccetera, eccetera. Quindi da un lato i creatori di digital resources che le mettono a disposizione degli orchestratori che poi le mettono insieme. Ed è questo il motivo per cui le aziende di consulenza ci dicono che every company is a software company, che nella digital economy your software is your competitive advantage. E questo, se vogliamo un esempio tangibile di questo, basta guardare l'ultima settimana nel mercato automotive, dove Stellantis ha licenziato Tavares per mancanza di risultati, dove Nissan 3 giorni fa ha comunicato che se non riescono a trovare un investitore entro i prossimi 12 mesi dovranno chiudere, dove sono sotto grande pressione dovuta al fatto che non sono ancora riusciti a fare questa migrazione da un mindset industriale a un mindset di digital resources. E quindi questo è il concetto di digital transformation. Digital transformation è uno di quei concetti che sono un po' sulla bocca di tutti, ma spesso, se vogliamo, senza una chiara identità. 30 anni fa, se guardate la data di questo articolo sulla destra, 30 anni fa si già parlava già di IT-enabled business transformation, trasformazione del business indotta dall'utilizzo delle risorse tecnologiche, dell'IT, del software. E quindi cosa c'è di nuovo? Cosa c'è di nuovo in questa digital transformation? Se vi interessa, io ci ho fatto tutto un articolo su questa cosa e sono ben contento di condividerlo. Ma come dire, in breve, la digital transformation è la metamorfosi di un'azienda che passa da essere un'azienda tradizionale che è abilitata dall'IT, quindi che usa gli applicativi per efficientare il business, eccetera, eccetera, a un'organizzazione che io chiamo una digital organization, cioè un'organizzazione che è fondamentalmente digital perché riconosce la centralità di queste digital resources. Quindi la digital transformation, come vedete, è un cambiamento non che viene dall'utilizzo della tecnologia, come è 30 anni che navighiamo questi cambiamenti con ogni evoluzione tecnologica, prima il PC, poi il mobile, poi internet, eccetera, eccetera. Ma in realtà è un cambiamento in architettura tecnologica dell'organizzazione stessa. Quindi un'organizzazione che è digitale, che ha riconosciuto la centralità delle digital resources, è un'organizzazione che, quando possibile, quando disponibili, orchestra digital resources, il che gli permette di essere molto più agile, avere velocità nel mercato, eccetera, eccetera. Se digital resources non sono disponibili, o alcune non sono disponibili, cerca di creare queste digital resources in modo tale da continuare a creare value proposition e processi basati sulle digital resources. E utilizza risorse tradizionali, quindi non-digital resources, che sono risorse fisiche, risorse lavoro, e poi tradizionali risorse IT, che non sono strutturate come digital resources, solo quando è necessario. Quindi in un'azienda moderna voi vedete la creazione di valore tramite un mix di tutte queste risorse. Ma la scelta strategica è di prioritizzare sempre e quando possibile le digital resources. Questa è una trasformazione che è strategica, non tecnologica, che deve essere guidata a livello apicale, non dai technologist, perché ha tutta una serie di implicazioni che hanno a impattare sia la tecnologia di infrastruttura tecnologica dell'azienda, ovviamente, ma anche i processi di creazione del valore e poi la relazione col cliente, la creazione di value propositions. Ed è un processo che è complesso, che assolutamente non è semplice. Non abbiamo tempo, ma ho fatto un caso con una banca svizzera dove
dove diventa evidente quanto sia complesso fare questo cambiamento, perché è un cambiamento sociotecnico, non solo tecnologico. E in quell'articolo che vi ho fatto vedere c'è tutta una tabella che individua i cambiamenti a livello di infrastruttura, di personale, di processi, di strutture e di cultura. Ripeto, l'offerta è sul tavolo, chiunque volesse discuterne con me, mi fa solo piacere, mi mandate un'email, mi contattate tramite Antonio e sono ben disposto di continuare la discussione. Per andare a chiudere tutto questo discorso, come si riallaccia a questa generative AI? Si riallaccia sul fatto che, uno, ci potremmo sicuramente aspettare, dato il life cycle di Gartner, che presto tutta questa esaltazione verso l'artificial intelligence e la generative AI andrà a scemare, perché passare dai demo, come quel video che vi ho fatto vedere, a delle strategie scalabili all'interno di un'organizzazione che funzionano in maniera affidabile è estremamente difficile. E quindi ci sarà un periodo di disillusione per poi tornare, come succede normalmente con queste tecnologie, ad un periodo di crescita. Um, Però quando voi pensate a come sfruttare GenAI, ricordatevi sempre che è una tecnologia di tipo general purpose, quindi deve essere utilizzata come catalizzatore di altre risorse, che normalmente, e sicuramente nel vostro caso, data la dimensione delle aziende, si configura come digital resource. Quindi voi dovete essere in grado di usarla come modulo esterno senza preoccuparvi del funzionamento interno. E che vi permette di fare due cose. Uno è di creare quelle che io chiamo one-off value propositions, cioè progetti indipendenti. Facciamo un chatbot e vediamo come va, per esempio, per fare customer service, ma che il vero ritorno su una tecnologia di questo tipo, configurata come digital resource, avviene solo quando un'azienda è in grado di fare prima una trasformazione digitale, diventare una digital organization e poi utilizzare queste risorse all'interno di una struttura che è già configurata per l'utilizzo di queste digital resources. Ok, mi spiace, sono andato un po' rapido e mi scuso anche per il mio Grazie italiano Gabriele, perché sei nonostante sempre io sia di efficace. Poi Pavia, queste ci hai dato un po' di lezioni varie. Abbiamo spaziato dall'innovazione alla creazione del valore, poi ci ricordi sempre la pronuncia in un americano perfetto di tutti questi paroloni che ogni tanto ci arrivano, quindi grande lezione. Grazie Gab, ti aspettiamo, lo sai, ho detto a tutti che devo sarai uno scappare dei la nostri prossima a volta, penso di breve. essere lì. Ti aspettiamo presto, puoi anche surfare. Ciao Gab, un abbraccio. Grazie, ciao, ciao, grazie a Ciao, a tutti, buona presto. giornata. Lucio, stiamo andando con la nostra sessione internazionale. Abbiamo adesso un altro grande protagonista della ricerca sul mercato. A Lucio Murru la conduzione. Ok, abbiamo un intervento di Dirk Schmucker, un grande amico di Call to Action. Il suo intervento sarà in inglese, quindi abbiate pazienza. Dirk parla un ottimo inglese, scandisce le parole, quindi sarà molto facile seguirlo. Hi Dirk, can you hear me? Hi, yes, I can hear you well. Oh, thank you very much for your contribution. And you are a big friend of Call to Action. And thanks a lot again for your participation this year. We need a lot data from you. You are a professor, you are a doctor, you are in charge for the NEET and IT, the tourism office of research in Germany, and you create data, if I remember, from the 70s, right? Yes, that's Okay. true. And I show you some time series since the 1970s. Okay. Yes. It's very important for us also because you are the only institute in Europe that manage data, real data, because you every year do, if I remember, 7,000 face-to-face interview, and a lot
3 or 4,000 online interviews, right? It's correct? Yeah, that's true. Okay, Yeah. Wonderful. Okay, let's go. We are here and we are very interested to your data. Go on. Yeah. Thank you, Lucio, for the kind invitation. And I'm very glad to be with you again, although only electronically. I would love to be with you on the island, of course, because where I am at the moment, the situation is a bit different compared to where you are. If you look behind me, and I will share my screen in a second, you can see a beach which is very close to Kiel, the city where we are located in the north of Germany. And if you look very closely, you can see the people walking on the beach, and they are wearing thick jackets. So my wife goes swimming every morning, and she says the water has 5 degrees at the moment. What you see here on this picture, and what you can see on the screen as soon as I share it, just wait a second and then you should see it, is said to be one of your main competitors for the future. Because as Josep lined out a second ago, what you see there behind me is a beach on the Baltic. And people said like 10 years ago that climate change would lead to the fact that nobody would like to go to the Mediterranean. And what we see in the data at the moment is that this is not true. So this is one spoiler for the results I can show you. So what did I bring you? I brought you some market data on the German market. And we did some specific analysis for southern Italy, Sardinia, and Sicily, because this is the closest we can get to the island of Sardinia. Why did we do this? Well, we do this every year since the 1970s. But at the moment, one of the most important questions that everybody in the tourism industry, not only on the island of Sardinia, is asking is when will we be recovering from the COVID crisis? And what you see here is the global situation, international travelers compiled by UN Tourism. You probably know these data. And you see that in terms of the number of travelers, which are the blue columns, and also in terms of expenditures, which is the blue line, we are still a bit behind 2019. So the interesting question is, will we recover? And if so, when and how? I show you this chart for the global situation first, and then I will show you some data on the German market specifically. So it's some data on the German market overall, and it is some data on the specificities of southern Italy, Sardinia, and Sicily. All right, so where do we get our data from? Well, as you said, since the 1970s, or since the year 1970 actually, we are doing surveys each and every year, thousands of interviews, mostly in January, more than 7,000 per year, and we have been doing this for over 50 years now. I think it is the longest running demoscopic survey on one specific topic with the same method worldwide, as far as we could find out at the moment. So what I can show you now is data on the demand for holiday in Germany. So we ask people, where did you spend your holidays? Why did you go there? Who did accompany you? How much money did you spend? Did you take your car, or did you take the plane, etc.? So all of these data come from surveys. All right, here you have a time series starting in 2002 and ending in 2023. This is the most recent data we can show you because the data collection for the year 2024 will only start in a few weeks. So 2023 is the most recent. And what you see here is total expenditures in billion euros for holiday trips by people living in Germany, regardless of whether their trips go to some spot in Germany or whether they go to Italy or some other destination worldwide. And as you can see, in 2023, we had 86 billion euros of expenditures for holiday trips. That was considerably more than we had in 2019.
So what you can learn from this is that expenditure-wise, we have already caught up the status of pre-COVID. But this large amount of money that has been spent is not because more people travel or because people travel more frequently, but simply because they spend more money, and a large portion in that is coming from inflation. You know that in Germany, as well as in all other countries, we had a relatively large jump in consumer prices in 2022, 2023, and that's also been reflected in the expenditures we see here. When we look at the market volume, so this is the number of trips in million taken by the German population. So it's holiday trips taking 5 days and longer from 2013 to 2023. You can see that in 2023, we had roughly 65 million, and that was considerably less than in 2019. It was considerably less than pre-COVID. So we had a large increase in expenditure, but the market in volume went down to 65 million. And here you can see that most of this loss compared to the pre-COVID situation is the national market. So people from Germany traveling to Germany. And that went down from 18.7 million 2019 to 14 million. While for international holiday trips, so the red line, travel abroad, the situation is not as bad. So we had 52 million, now we are at 50 million. We think that we should recover to the pre-COVID situation for travels abroad by 2024, so this year. This, of course, has an influence on the modal split, so the mode of transport people use, and you can see that very pronounced in the share of car and air transport. So during COVID in the years 2020, 2021, we had a large peak of car travel because people did not fly. They were not allowed to fly. There were no planes, etc. And consequently, air transport went down, but it has surpassed car transport by now. So we are, if you want, back on track, which might be an important information also for someone running an airport. You should not think that people in Germany usually travel 2 or 3 or 4 times a year. They do not. From these 65 million holiday trips we had last year, you see that 54 million were so-called main trips, the most important trips, and only 10 million were additional trips. So most of the volume, of the trip volume we have in Germany is basically the one large holiday trip people spend. All right. So here's market shares from 2013 to 2023, and we compare here Germany versus the Mediterranean, and we will further split up the Mediterranean, I promise. So you see during COVID, of course, the Mediterranean had a dip, but it recovered quite quickly, while the market share of Germany is plunging, and it's continuing to plunge, and it's going down even before the pre-COVID situation. Now, if we look at the Mediterranean a little bit closer, we can see that Spain and Turkey, for example, recovered quite quickly after 2022. Italy, the green line, also recovered, but not as quickly as your competitors. That is something you might keep in the back of your heads. And if we look a bit closer to the situation in Italy, we can then go to your region, southern Italy, Sardinia and Sicily. And as I said, we cannot split that up further because that is the region we are asking for as a destination. So the market share of southern Italy, Sardinia and Sicily. But what you can see here is that it has been relatively stable even through COVID times. So there wasn't so much change compared to what happened to the Mediterranean in total. All right, here's the number of trips. What we saw before was market share, so relative percentages. What we see here is million trips. And here, of course, you see that there was a dip, and you will have experienced that there were less tourists.
from Germany on the island. You see that in 2019, we measured 1.8 million trips to southern Italy, Sardinia, and Sicily. And then it plunged to 1.2 million. So this means that it was not that there was no tourism to your area, but it plunged a little bit. Yeah. But since then it recovered, and it recovered quite quickly. So for 2023, we measured 1.6 million trips, which is pretty close to the 1.8 million we had before. And if you look at the longer time series, you can see that 2019 was an extremely positive year in our data. The years 2018, 2017, 2016, and 2015, there were between 1.4 and 1.6 million, and that's pretty much the level we have reached now. Of course, as in every survey, we do have a little bit of a statistical error, a sampling error, which you cannot avoid even if you sample 7,000 people. All right. We can also have a look at some of your competitors. How did they perform from the perspective of German demand for holiday trips? And again, here the yellow line is southern Italy, Sardinia, and Sicily. And the green line on top of this chart is, of course, Mallorca, which some say is the 17th federal state of Germany. So we have 16, and some say Mallorca is the 17th. And of course, their market share is much more pronounced, but you also see that the dip they had during COVID was much more pronounced. Same goes for the blue line, Greece, Rhodes, and Crete, here together in one group. And then you have two smaller groups, which are not as high as southern Italy, and that is Formentera, Menorca, and Ibiza, so the Balearic Islands except Mallorca. And you have the French Mediterranean coast, including Corsica. If you look at it, they all had more pronounced dips, and they also did recover more quickly than you did, but you didn't need to recover as much because you didn't have as much of a dip. Quite easy. Now, let's have a look at the people who actually traveled to southern Italy, Sardinia, and Sicily in 2023. And we asked what their main motives are. So we asked that to everybody, but here we have filtered the group of travelers who actually were in southern Italy, including Sardinia. You say the top motive is sun and warmth. So this is the main reason why people go there. But on the second position, you have 70% relax and no stress, but also fun and joy, which is a strong indicator that you have several target groups. So there is not the one target group that you can just address, but you have several. Some go for fun and joy, some go for relax and no stress, but the most important is sun and warmth, including recovering, gaining new strength, and also nature and landscape is on the top 5 scale. Then we did something, we compared the profile, the motivational profiles of your tourists to that of the average tourist in Germany. And on the right side of this chart, we have the motives where we have the biggest differences to all other tourists, right? And what we see here is on top, meeting locals. Then getting tanned is more important than for the average tourist. Sun and warmth, we already had that, but also seeing a lot and many experiences. So if you look for how do people traveling to your region differ from the average tourists, these are the 5. And we also have revisitation, which has 12 percentage points more than the average tourist. And these 2 points, meeting locals and revisitation, has to do with the fact that many of the tourists coming from Germany to Sardinia are people who have a migrational background with Italy or with Sardinia or Sicily or the south of Italy. Here you can see this. In the population, we have about 20%, that is the dark blue column, 20% who have a migration background. Migration background is that either the person herself or the previous generation migrated into Germany, so 20% in the population. When we look only to travelers to Italy, it's still 19%, so it's
pretty much the same. But travelers to southern Italy, Sardinia, and Sicily, it's 37%. And among these 37%, it's 28%, so 1 in 4, who has a migrational background from Italy. And you can say that this is basically people who go there finding their roots. It's a mixture probably of holiday trips and visiting friends and relatives. Yeah. All right, a little demographic data on your tourists. So the blue columns are population and the green columns are travelers to southern Italy, Sardinia, Sicily. You see that they, on average, are a little bit younger, so only 45 years compared to the 49 years in the population. They are a little bit richer, so the household net income is a bit higher. The household size is a bit higher, so there are more families in that group. Interestingly, not so many families with small children, but basically many families with teenage children. That's where the difference comes from. And of course, you have a very strong inclination to the south of Germany. So about 40% of these tourists come from Bavaria or Baden-Württemberg, the two southernmost federal states we have here. So this was a bit of profiling the German demand side in total and for the south of Italy. And I thought it might be useful to have a little bit of an outlook to see where this might go. Of course, we cannot foresee the future, but we can see what happened in the past, and maybe we can learn from that. So first thing is that in 2020, 2021, we draw this chart. And we predicted to be back on track by 2023, 2024. That was not correct. What we learned is that recovery from this COVID crisis took longer than we had expected. I've shown you the data, and we are pretty sure that not so much will change basically, but that the recovery will take longer than we had expected. What we also see is that holiday trips and also short holiday trips do have a very high consumer priority. So if we ask people from this list of things you can spend your money on, which of these are particularly important to you, then most people say food, which they should say, I would say. And then on the second position, there's holiday trips. So holiday trips do have a very high consumer priority, which indicates a relatively high stability of holiday demand. And that also in times where the economic situation is not very positive. So Josep has shown you the Eurostat figures, and here's some figures from the German Statistical Office. So this is the GDP in Germany, and there's 1 quarter on the next, and the change rates. And you see that we had these massive dips in 2020, COVID-induced, of course. But since then, there is practically no growth. So we have sometimes minus 0.2, then we have plus 0.2. But basically what we see here is that the German economy doesn't grow at the moment. What that means for the demand for holiday trips is not yet very clear. Because on the one hand, of course, you need to have money to spend on something that is not absolutely necessary to life, like a holiday trip. On the other hand, we have seen that the consumer priority for holiday trips is very, very high, next to food on the second rank, which makes us very confident that we will not see a large dip in the general demand for holiday trips in 2024 and also not in 2025. So all the early warning indicators we see and which we survey in our online surveys at the moment do not tell us that there will be a large reduction in tourism demand and holiday demand in the German market. And lastly, I have a good news for you, because we also
ask for destination preferences. So we ask people, look, here is a long list of countries or destinations, and in which of these could you imagine to spend your holiday trip during the next 3 years? And traditionally, Germany is leading the pack. So Germany is usually on the first rank. But in January 2024, so when we did the last big survey in January this year, it was not Germany, it was not Spain, it was not France, it was not Greece, but it was Italy. So Italy finds relatively large interest at the moment in the German population, those who are intending to travel. And I think this is a large potential you have. Of course, this doesn't materialize automatically. You have to do something for it. But the situation is not so bad, being on the first rank of countries being of interest for the Germans. So summing this all up, what do we have as a conclusion? We do have a relatively slow recovery from COVID, not only in Germany, but also in Germany, as you have seen. We see a faster recovery for destinations abroad and also for southern Italy and Sardinia and Sicily specifically. So this is not such a bad situation for you. We also see that we have a general economic weakness. You might have noticed that even big car manufacturers have announced to reduce the number of jobs they will offer, like Volkswagen, for example. And this general economic weakness might slow down demand again. So after COVID, there is now an economic crisis threatening. But high consumer priorities and a good image make Italy the #1 country of interest. So we are quite confident that the tourism situation is not so bad for Italy as it is for other destinations. And as I said in the beginning, what we do not see at the moment is that people are very hesitant to travel to the Mediterranean because it is too hot. Although it was very, very hot in 2024. So I do have colleagues who went to Turkey in summer, and they said, well, we had more than 42 degrees, and that was hardly bearable. But that does not automatically mean that they will never go again to the Mediterranean, but maybe not again to Turkey. So altogether, the conclusion is Sardinia can profit from this potential, but as I said, this will not materialize automatically. And of course, I'm pretty sure that you and your colleagues, Lucio, will discuss this further and will draw the conclusions for your own marketing and for your own product development. But this is the data I can provide from our surveys and from Germany. So thanks for your attention. Thank you, Dirk. Thank you very much. C'è qualcuno che vuole fare una domanda? Okay, I have a question for you. In the trends, you show that the gap with Spain is growing in the last years. The good news is that the preferences and the interest on Italy and on Mediterranean south part of the sea is growing. But at the moment, the reality is that the gap, the spread is growing with the Spain. What are the keywords of the Spain? Why German people prefer to go in Spain? There is a key on the price, or is a promotion, or what else? What else? It's marketing. What is the real element to work for? Yeah. Well, I think there is one main difference between Spain and Italy when it comes to the German market, and that is that the Spanish market is very much dependent on tour operators, while the Italian market is not so much dependent on tour operators. That has also to do with the fact that, of course, the northern part of Italy is very close to Germany.
So you can go there by train. I did this in spring. So we went to the Lago di Seo and we went there by train, which is easy. While going to Spain usually involves air transport, and they are much more dependent from tour operators. Likewise, Turkey and Greece. So the number of individual trips to Turkey, Greece, and also Spain, and also to the Balearics is relatively low compared to what we see in Italy, which means that for giving impulses to the German demand, like doing marketing, like doing advertisements, like lowering prices, like offering additional seats in airplanes. For Spain, it is much easier because they have a larger portion of tour operators who are based in Germany and who can do their marketing more effective than maybe you can do when you are in Sardinia. How do German people go to Turkey? To Turkey? Yeah, By plane. plane. Yeah. Almost exclusively. I once tried to go to Istanbul by train, and it's hardly possible because there's only one connection from Sofia. You can simply forget it, and it takes you days. So you go there by plane, yes. A final question about the seasonality. German people normally in Sardinia choose the shoulders. I mean, April, May, June, and not August, but September, October, and so on. Is the same for the Spain? No. Demand for Spain is more seasonal compared to demand for the south of Italy. Yeah. That also has to do with the demand structure. You have more families spending their summer holidays, and they tend to go to the Balearics, to Mallorca, or to the southern coast of Spain. Ok, qualche altra domanda? Niente. Ok, thank you very much, Dirk. Yeah, thank you. See you soon. Next time, See you soon. maybe. Yes. Okay. Thank you a lot. Bye. See you soon. Bye. Bene Lucio, stiamo arrivando alle battute finali, adesso abbiamo un'importante tavola rotonda, tema molto atteso, strategico, il momento lo richiede e richiede tutti gli approfondimenti del caso. E allora chiamo subito i protagonisti di questa tavola rotonda con noi, iniziamo dall'ingegner Maurizio De Pascale, presidente di Unioncamere Sardegna, ma in questo contesto Maurizio, anche albergatore dal punto di vista degli investitori nel settore alberghiero. Francesco Morandi, professore ordinario di diritto dei trasporti e del turismo e per molti di voi anche già assessore al turismo della regione Sardegna. Abbiamo Silvio Pipobello, l'amministratore delegato degli aeroporti di Olbia e di Alghero. Sta arrivando Agostino Cicalò, che sarà con noi per le battute finali come rappresentante di Confcommercio, però io direi a questo punto, visto che abbiamo una grande occasione, è con noi anche l'assessore al turismo, e quindi io direi, Franco, ti integriamo alla tavola rotonda. E poi abbiamo due grandi sorprese con noi. Abbiamo collegati, e chiedo alla regia la conferma, Ilaria Delle Nogare, vicepresidente di Trentino Marketing, ancora non è collegata, e a questo punto neanche Giulia Della Palma. Però ecco, questa è la sorpresa, siamo riusciti, grazie alla disponibilità last minute che ci hanno dato queste due manager importanti nel panorama turistico, in particolare delle DMO, a creare un confronto a distanza. Importante per noi non soltanto avere la voce dei protagonisti della Sardegna, ma riuscire anche a costruire una prospettiva che tenga conto di best practice nazionali. Trentino lo conosciamo tutti, sappiamo che è molto performante per le DMO, però evidentemente non è detto che un domani, visto che l'assessore Cuccuredu ci racconterà qualche novità in ambito DMO, non siano loro a potersi contaminare con noi, e quindi non soltanto noi ad apprendere, ma anche loro a vedere una nostra best practice. Io direi, in attesa che Francesco Morandi confermi il collegamento che abbiamo con i nostri ospiti a distanza, Franco, DMO. La DMO è il tema del momento. Mentre tu eri sei uscito un attimo, gli operatori mi dicevano: ma l'assessore ci darà qualche informazione, questa DMO parte o non parte? E poi l'altra domanda è stata: ma gli aeroporti che ruolo avranno? E le associazioni di categoria come la vedono? Queste sono già le prime domande. Allora io direi iniziamo con l'assessore Cuccuredu per qualche informazione e poi passiamo subito la palla agli altri nostri ospiti.
Franco. Sì, intanto grazie. Credo che sia estremamente importante capire anche bene quali siano le altre esperienze di questo genere in Europa e non solo. Chiaramente in questi mesi e non solo in questi mesi, da anni, cerchiamo di verificare le varie esperienze, i vari modelli, posto che non c'è un modello che si è affermato rispetto ad altri. Quello che è necessario realizzare, è necessario costruire è una struttura, una casa, per chi è che parlava di casa stamattina, di Giovanni Zanna, una casa che sia accogliente per tutti, dove tutti la ritengano casa propria, dove tutti ritengano che ci si debba investire in quella casa. Quindi al di là dei meccanismi, chiaro che ne abbiamo, confrontandoci con le associazioni di categoria, soprattutto quelle più rappresentative del mondo del turismo, abbiamo ipotizzato un modello, ma è un modello assolutamente aperto ai contributi che possono ancora arrivare, anche perché, fortuna o sfortuna, diciamo che c'è un certo intasamento nei lavori del Consiglio regionale, quindi non siamo assillati dai tempi per la modifica del famoso articolo 7 della legge 16 di riforma del turismo che ipotizza un modello. Allora, dopo aver valutato diversi sistemi, anche quello di ricostituire un'agenzia, diciamo che l'assessorato al turismo era l'assessorato che aveva più enti strumentali negli anni, credo 14, tra Esit, Isola, enti provinciali del turismo, aziende di soggiorno, insomma, controllava numerosissimi enti. Poi a un certo punto sono improvvisamente spariti tutti e ne è sopravvissuto solo uno, Sardegna Promozione, ma è sopravvissuto poco perché poi Francesco ha soppresso anche quello. Allora, le ragioni della soppressione di questo ente di questa agenzia, perché sappiamo tutti era diventata una sorta di bancomat del Consiglio regionale e non solo del Consiglio regionale, dove si andava, la prospettiva di unire più enti era quella di creare una strategia. Quindi concentriamo, così abbiamo una strategia unica di promozione della Sardegna, sia dei prodotti artigianali, sia di quelli agroalimentari, sia dei prodotti turistici. Di fatto è diventato invece l'esatto opposto, cioè si è finanziato un po' tutto, piccoli eventi, sagre, qualunque cosa, al di fuori di ogni qualunque strategia. Quindi era corretto farlo, probabilmente se non l'avesse fatto Francesco l'avrebbe fatto la Corte dei Conti o qualche altro soggetto. Ora però siamo nelle condizioni di essere una delle poche regioni, forse l'unica, che non ha uno strumento operativo che consenta di mettere in campo una strategia e soprattutto di far dialogare pubblico con privato. E allora le strategie, ci sono due possibilità per metterle in campo: o le fa qualche funzionario, addirittura l'assessore più o meno illuminato sulla base di sentiment, o lo si fa sulla base di dati e rischiando in proprio. Ecco, noi ipotizziamo che per fare delle scelte il più oculate possibile servono questi due elementi: il collegamento con l'osservatorio che stiamo fortemente rafforzando. L'osservatorio che è diretto dall'ingegner Pierluigi Ruffino, che prima si limitava a esaminare due dati, arrivi e presenze, nelle strutture alberghiere. Quindi, sugli arrivi nelle strutture alberghiere poi ho sempre dei grossi dubbi che ho espresso più volte, perché anche oggi ci si diceva la permanenza media cala, ma se un turista arriva e fa un giro per la Sardegna, rimane 2 giorni in ogni albergo, sembra che rimanga 2 giorni di vacanza, magari rimane 15 giorni in Sardegna, quindi è difficilmente stimabile. E allora lo stiamo fortemente rafforzando proprio per avere questi dati, quindi in convenzione con Mastercard, per capire qual è la capacità di spesa, qual è la spesa reale, anche se lo facciamo a campione. Mastercard comunque ha il 52% delle transazioni in moneta digitale in Sardegna, quindi non è proprio un campione limitato. Però ci interessa capire cosa spendono i giovani tedeschi piuttosto che gli anziani finlandesi. E quindi capire anche come orientare l'offerta. Allora, per far questo e per venire alla tua domanda in maniera rapida, abbiamo ipotizzato un sistema di DMO che sia pubblico, nel senso che sia
organizzato da dipendenti pubblici, quindi non ci siano strutture da creare nuove, ma utilizziamo i dipendenti che abbiamo. Quindi non agenzie, ma pensiamo a una direzione generale dell'assessorato che si occupi di coordinamento di DMO, e la DMO, che dovrà funzionare su un modello che potrebbe essere simile a quello del comitato, per esempio, dei lavori pubblici, nel senso che difficilmente, se il comitato dei lavori pubblici con autorevoli tecnici esprime un parere e ti dice che un ponte crolla, difficilmente il dirigente firma dicendo no, resta in piedi. Quindi dall'autorevolezza delle persone che faranno parte della DMO e che saranno i rappresentanti dell'associazione di categoria, i rappresentanti del sistema aeroportuale e portuale ovviamente, i rappresentanti in quella regionale di Unioncamere, in quella provinciale delle diverse camere di commercio, e un certo numero di esperti che valuteremo, che saranno rappresentanti di chi fa ricerca in questo campo. Io non credo che le università possano essere escluse. Dovremo strutturare un sistema, ripeto, che ha una direzione generale immediatamente operativa e che ha un sistema di DMO regionale che sarà un po' la cassaforte, quella che farà anche le azioni concrete e che brandizzerà i prodotti, ma poi una serie di DMO, una per provincia, con in questo momento il dubbio sul Medio Campidano. Abbiamo un dubbio sul Medio Campidano perché la massa critica forse non ce l'ha per sostenere una DMO che implica avere dipendenti che tutto l'anno lavorino su quello, e anche perché è l'unica provincia nella quale non abbiamo una sede stabile dell'assessorato regionale al turismo, che ha dipendenti a Olbia piuttosto che a Sassari, a Carbonia, a Oristano, a Tortolì, a Nuoro. Insomma, nelle altre province siamo presenti e strutturati, devo dire anche con dipendenti motivati a tornare a lavorare sul marco. Una struttura pubblica capillare che quindi operi sulla base di scelte che vengono assunte da un comitato, da questo, chiamiamolo un comitato, un coordinamento di indirizzo che dovrà indirizzare le scelte sulla base delle analisi dei dati. I dati sarà importantissimo. Non sto a dirvi come stiamo organizzando l'osservatorio, ma insomma, innanzitutto interconnettendo i dati che arrivano dagli altri assessorati, perché oggi l'assessorato al turismo non dialoga con i trasporti, non dialoga con la pubblica istruzione, non dialoga con l'ambiente, quindi già per noi acquisire i dati e sapere quanti sono i rifiuti prodotti da San Teodoro in quella determinata settimana ci fa capire quali sono le presenze e quante di queste sono in nero, perché sappiamo che o quanti sono i consumi idrici, sapendo che mediamente sono 130 litri a persona al giorno d'estate. Io Franco ti chiederei di fermarti qua, perché già ci hai dato molte informazioni interessanti, voglio subito pensare cosa ne pensano i nostri ospiti. Prima però salutiamo Giulia Della Palma, responsabile dello sviluppo prodotto del Trentino Marketing, che è collegata con noi. Giulia, grazie. Noi continuiamo nel nostro giro di tavolo per poi rapportarci con te e chiederti alcune informazioni interessanti sulle vostre strategie, su come vi state ponendo ora sul mercato e sull'importanza della DMO per voi, come avete ideato la vostra DMO e come la fate vivere tutti i giorni, perché questo diventa un tema rilevante. Quindi Giulia, ti chiedo un po' di pazienza per ascoltare anche quello che dicono i nostri ospiti. Maurizio, l'assessore ci ha spoilerato un tema importante, ci ha dato alcune informazioni molto molto particolari. Agenzia pubblica, dipendenti pubblici, capillare sul territorio, sembra, ci ha detto, una direzione generale dell'assessorato. Tu cosa ne pensi? Ma vuoi una risposta politica o no? No, siamo tra pochi amici, ci stanno seguendo in questo momento 320 persone collegate, generalmente abbiamo 9.000 visualizzazioni da qua a una settimana, quindi pochi amici. Bene, ma allora sicuramente uno degli elementi che caratterizza da qualche anno il nostro mondo, secondo me, è la velocità con la quale le cose accadono. Ho sentito parlare di digitalizzazione, di elettricità, ma indubbiamente in questi ultimi anni le cose accadono nel mondo con una velocità
sempre maggiore. Io interpreto diversi ruoli. Un ruolo pubblico, perché le Camere di Commercio sono degli enti pubblici, ancorché dotati di funzionalità e finanziariamente autonomi, imprenditore. E talvolta mi spaventa quando sento che si vogliono gestire delle attività proprie del privato attraverso il pubblico, ma questo non è una frase fatta, perché ho potuto toccare con mano che anche il pubblico può fare bene. In questi anni le Camere di Commercio, ormai da diverso tempo, dialogano e sono interpreti di indirizzi dei governi regionali, dall'organizzazione delle fiere internazionali alla erogazione di voucher per i diversi mondi. Quello del turismo mi piace vederlo come un'industria. Oggi c'è un processo di deindustrializzazione presente non solo in Italia ma in tutto il continente. Il fatto attuale di assoluta attualità è la crisi del gruppo Stellantis, della Volkswagen, eccetera. Perché secondo me il turismo è un'industria? Perché è una di quelle attività che produce valore aggiunto, che è quello di cui abbiamo bisogno, perché certamente non possiamo vivere di solo consumo e di soli servizi. In Sardegna l'industria del turismo pesa pochissimo. Parliamo di un 8%, la media nazionale tra il 12 e il 13%, ma non sono 4 punti di differenza, è il 50% di differenza. Quindi la strada che dobbiamo fare è una strada molto molto lunga, eppure oggi la Sardegna è conosciuta. Fino a qualche anno fa si diceva che era più conosciuta la Costa Smeralda della Sardegna, oggi la Sardegna invece è conosciuta. Cosa occorre fare? Sicuramente occorre lavorare sui trasporti, ma non basta. Parlavamo prima con l'assessore che ci vogliono una serie di componenti affinché il turismo in Sardegna possa finalmente recitare un ruolo, possibilmente nell'arco dei 12 mesi. Io vedo molto bene, ma Francesco ricorderà, una volta eravamo proprio qua anni fa a parlare di DMO, e quindi ritorno alla mia affermazione iniziale: la velocità con la quale le cose accadono non possiamo pensare in Sardegna dopo quanti anni? 8, 9 anni, 8 anni. Sono passati 8 anni e ci troviamo ancora a parlare di DMO. Vabbè, meglio tardi che mai, per carità. C'era anche una trasmissione, giusto? Guardiamo avanti. Guardiamo avanti. Io vorrei una DMO dove gli atti di indirizzo sono del governo e quindi della politica, perché i traguardi, le visioni, è giusto che siano di chi è democraticamente eletto, però vedrei bene un ruolo importante dei privati, ma i privati, parlo delle camere di commercio, parlo delle società di gestione degli aeroporti, quello di cui appunto 8 anni fa avevamo pensato, avevamo detto. Ma anche per un fatto che oggi ma questa non è una posizione contraria nei confronti dell'assessore, a me piace dialogare per poter poi capire quali sono le soluzioni migliori. La struttura regionale che conosco da
almeno 40 anni o forse più, forse non ha quelle competenze, quelle esperienze di vita vissuta quotidianamente che invece altre strutture private o anche private pubbliche oggi possono vantare. Noi ci troviamo di fronte a un bivio dove, se le scelte che facciamo si rivelano sbagliate, ci tronchiamo le gambe da soli. Ho sentito purtroppo poco questa bellissima giornata, di cui vi ringrazio, ma certamente viviamo in un mondo dove la competitività e l'attrattività richiedono scelte sì veloci, ma non possiamo più sbagliare, proprio perché abbiamo fatto trascorrere 8 anni. Ecco perché questi incontri servono. Per quanto riguarda, e qui assumo la veste del privato, dare la disponibilità all'interlocutore pubblico, che comunque in questi mesi ha dimostrato grande attenzione per questo mondo, dare al nostro interlocutore pubblico tutti quegli strumenti che noi abbiamo, che noi conosciamo, che mettiamo a disposizione dell'assessorato e dell'assessore. Ma visto che abbiamo impiegato 8 anni, se impieghiamo un mese in più, credo che non succeda niente, ma che questo ci serva per intraprendere la strada migliore. Poi ci sarebbero mille altre fermarti cose. qua, Maurizio, perché poi faremo diversi giri di tavolo. Il tema, come vedete, è molto caldo e ci sono diversi punti di vista. Proviamo a tirare una sintesi noi tutti insieme. Silvio, pubblico o privato e il ruolo dell'aeroporto? Io sono perfettamente d'accordo con Maurizio. Quello che è più importante al giorno d'oggi è la velocità di decisione, quindi una struttura diciamo svincolata da processi burocratici e da decisioni magari troppo diciamo, politiche, quindi lente, gioverebbe molto all'attività in sé. Una possibilità di incisione da parte di chi ha il rapporto diretto con la realtà, che sarebbero appunto gli imprenditori e le società di gestione, sarebbe veramente importantissimo. Ecco, quindi bisogna vedere come si struttura diciamo, il sistema e comunque, siccome sono abituato anche ad accontentarmi quando non ci sono altre possibilità, è giusto dire non è mai troppo tardi, come diceva il maestro Manzi. Purché sia, ecco, partiamo, poi aggiusteremo il tiro, però veramente con una grande attenzione alla velocità di azione, perché abbiamo visto che i vettori, per esempio, che è il campo dove lavoriamo noi, prendono decisioni nel giro di una settimana, no? Cioè non puoi stargli dietro se tu devi hai una catena di autorizzazioni, di verifiche, di analisi che a volte sono inutili, no? Che magari servono solo per soddisfare solo una parte, oppure una gerarchia di un sistema gerarchico. Anche perché voi, Silvio, come aeroporto negli anni vi siete già mossi come se foste una piccola DMO, siete stati degli aggregatori territoriali, avete rilanciato la comunicazione a beneficio dell'intero territorio, di una porzione di territorio, penso adesso al duplice ruolo di Alghero e di Olbia, e poi in ultimo avete anche dato dimostrazione di essere un leader naturale rispetto agli operatori, perché molte volte gli operatori hanno cercato voi per interfacciarsi indirettamente con la regione e poi costruire insieme una traiettoria. Anche questo è significativo, forse per quello che diceva Maurizio, per una lentezza che si è riscontrata nell'ente pubblico rispetto alle esigenze dell'impresa, ma più che altro del mercato. Non si può dire che noi abbiamo esercitato effettivamente un ruolo da DMO, ci siamo inseriti in un contesto dove non c'era niente, quindi abbiamo cercato di fare un po' da catalizzatori di interessi e di attività, però non era assolutamente una DMO. Però il territorio lo riconosce, perché oggi abbiamo fatto alcune indagini, le abbiamo fatte negli anni precedenti, quando si parlava di DMO e di aggregatori, in modo molto spontaneo, dando una serie di risposte per facilitare il nostro interlocutore,
quando si diceva chi secondo te può esercitare un ruolo guida nel territorio rispetto al turismo e rispetto alla proiezione nei mercati nazionali e internazionali, molti, e le percentuali erano elevate, riconoscevano negli aeroporti questo ruolo guida. Perché noi abbiamo la leva diretta, che è quella del trasporto. E questo è importante. Il trasporto, può essere- sì, certo. E questa infatti... Abbiamo la leva dell'isola. No? Vedete, Esatto. abbiamo due elementi importanti. Prima di avviare il confronto con il Trentino, perché poi il nostro collegamento con Giulia è fondamentale, perché lei, ascoltando tutto questo, poi le chiederò di dirci le differenze immediate, quelle che percepisce. Però prima, chi ha studiato la DMO e chi ha approfondito il tema, sia da studioso prima, poi da chi si è sporcato le mani, e oggi da chi fa l'osservatore per tutte queste dinamiche. Francesco? Ma io molto brevemente ho parlato tanto prima, faccio soltanto alcune affermazioni di principio e cercherò di spaventarvi in 2 minuti. Prima affermazione è programmazione. La mia impressione personale è che la più grande carenza di fronte alla quale noi siamo adesso, anche rispetto alle strategie, è capacità di programmare. Io credo che qualunque iniziativa di programmazione vada accolta con grande favore. Credo che l'assessore sul tema abbia dimostrato e stia dimostrando grande sensibilità, io ho grandissima fiducia, e penso che il tema DMO vada inquadrato in questa prospettiva, che è reagire rispetto ai cambiamenti del mercato, però davvero dare delle linee organizzative e di programmazione che ci consentono di competere in maniera efficace sui mercati internazionali soprattutto, e anche sul mercato nazionale. Giusto per darvi una dimensione dell'evoluzione, io ho il vizio tutte le mattine di leggere la stampa specialistica. Ieri mattina alle 7:26 mi è arrivato questo fantastico messaggio con un articolo di Mirko Lalli pubblicato su un blog che si chiama Officina Turistica, che molti di voi conoscono e seguono, e il titolo era L'evoluzione della DMO, sfide, innovazioni e trend. Allora vi dico, così ci spaventiamo tutti, l'evoluzione della DMO e gli esempi globali di innovazione nella gestione turistica. Tralascio Nuova Zelanda e i Maori. Venezia, limitazione ai flussi turistici. Barcellona, incremento delle tasse turistiche. Austria, Allstat, limitazione dei bus turistici. Azzorre, Portogallo, un modello di turismo sostenibile. Grazie, vediamo la luce. Firenze, regolamentazione delle attività turistiche, sapete la questione dei lucchetti. Grecia, tassa sui croceristi per salvare l'ambiente. Indonesia, sviluppo turistico sostenibile. E Bhutan, high value, low volume. Allora la sfida davanti è davvero programmare, perché se il livello di innovazione delle DMO internazionali è questo, siamo disperati. Però avremo poi tra pochi minuti invece una testimonianza molto più avanzata di organizzazione e di strategia che ci verrà da Trentino Marketing. La seconda cosa volevo dire brevemente è tempi maturi. Io credo che adesso, a parte che siamo in dicembre, quindi c'è un momento di pausa, possiamo riflettere, ma sia il momento giusto per fare una riflessione attenta e poter investire sull'organizzazione di una DMO o comunque l'organizzazione turistica regionale. C'è distacco rispetto al passato sufficiente per poter ragionare in maniera, diciamo, pacata e prendere decisioni con un minimo di obiettività, e c'è una grande opportunità che deriva dal cambiamento anche di passo dell'attuale realtà dell'assessorato rispetto al passato. La terza cosa, e chiudo, è secondo me abbiamo 2 problemi complementari. Un problema gravissimo ce l'ha l'assessore, deve organizzare la macchina regionale, che non è un'operazione che si fa in un giorno, non è un'operazione semplice, e come dire, implica anche la capacità di leggere all'interno delle dinamiche regionali che, come dicevamo durante la pausa pranzo con Maurizio De Pascale, sono veramente molto complicate, e in Sardegna particolarmente complicate rispetto alle altre regioni. Leggere, dicevo, nelle dinamiche regionali anche le chiavi per costruire una nuova macchina organizzativa. Perché c'è l'esigenza? Semplicissimo, perché ormai l'organizzazione regionale è azzerata, non esistono più l'ESIT c'è ancora, l'ESIT, EPT, APT, Sardegna Promozione, di tutto, è stato sperimentato tutto, adesso soltanto abbiamo 2 livelli, un livello regionale molto alto e un livello comunale molto frammentato, quindi davvero c'è una sfida di organizzare, di trovare una chiave per l'organizzazione pubblica del sistema. Poi c'è, secondo me, e chiudo, una DMO naturale che deriva dal fatto che noi siamo un'isola, abbiamo 3 portali di accesso evidenti, uno Cagliari, Porto Aeroporto, uno Olbia, Porto Aeroporto, uno Alghero, Sassari, insomma diciamo il golfo dell'Asinara più il pezzo di Alghero, Porto Aeroporto. Quindi è ovvio che se i flussi transitano e l'accesso al territorio avviene attraverso questi portali, è facile che
il pubblico e il privato si ritrovino a costruire dei modelli di organizzazione diciamo della programmazione turistica che si basano sui portali di accesso. Poi sul resto, come abbiamo visto anche in qualche slide e con i dati di stamattina, è forse più facile costruire il percorso. Però io vedo davvero queste tre esigenze: programmare per competere, il tempo giusto, che è quello attuale, per poter fare delle scelte che poi ci porteranno verso il 2030, come dice il titolo dell'incontro di oggi, e il terzo tema è organizzazione pubblica della struttura legata a una, diciamo, più flessibile forse e più materiale condivisione delle scelte attraverso i rapporti con i privati. Grazie Francesco, salutiamo Agostino Cicalò, rappresentante territoriale di Confcommercio. Sia arrivato il momento giusto, perché ti sei perso alcune cose, ma io te le riassumo in 2 secondi. Abbiamo una posizione che è quella dell'assessore Cucureddu, che sta cercando di creare il sistema con l'idea di partire dal pubblico, ciò che abbiamo nel pubblico, con un assessorato presente territorialmente, perché no con una direzione generale che si occupi di DMO. E poi diverse posizioni, quella di Maurizio De Pascale, che ricorda che il pubblico delle volte è stato un po' lento e il mercato va molto più veloce, e quindi questo già ci fa pensare sulla necessità di strutture che non siano necessariamente pubbliche, ma che magari richiamino le migliori pratiche pubblico-private, per esempio gli organismi territoriali che anche Maurizio rappresenta. La posizione di Silvio Pipobello, che per quanto si mette al servizio ricordando che l'aeroporto non è proprio una DMO, nonostante l'abbiamo ricordato, tanti lo identificano con una DMO di fatto, non fosse altro perché gli aeroporti sono stati un sistema aggregante che negli anni ha rappresentato anche uno dei pochi modi in cui gli operatori hanno potuto travalicare alcuni mercati, perché grazie all'aeroporto, con i collegamenti aerei, con la capacità di comunicazione, si è arrivati più velocemente a penetrare su altri mercati in modo unitario. E poi Francesco Morandi, che da studioso e da past assessore ci ricordava che alcuni sforzi sono stati fatti e ha condiviso con noi alcuni spunti che vengono da altre DMO, che sono tutte concentrate forse sul contenimento. Sono tutte DMO che si concentrano sull'inserire una nuova tassa, l'overtourism, trovare soluzioni. Di innovativo c'è poco. Quella è la posizione di Agostino Cicalò come imprenditore, ma come Confcommercio. Pubblico o privato? Sei più per questa struttura che dentro l'assessorato si proietta sul territorio, o hai in mente qualcosa di diverso? Camera di Commercio. Sì. E poi c'è un po' di tutto. Abbiamo collegato Trentino Marketing, che poi ci darà la sua visione dopo aver sentito tutti. Assolutamente. Bene, scusate il ritardo, purtroppo era in qualche modo previsto. Lo sapevamo ed è stato di parola ad arrivare. Non ho neanche rischiato ho rischiato la patente, ma ce l'ho ancora in tasca. Mi dispiace non aver sentito quello che vi siete detti prima. La sintesi di Antonio in qualche modo è rappresentativa. In parte diciamo che la posizione dell'assessorato io non l'ho ancora letta in un documento formale, perché non mi pare non ci sia ancora una presentazione formale, ma ho saputo insomma in qualche modo le linee. Mi pare dicessi, la stava anche raccontando prima il nostro assessore, quindi ha anticipato il modello. Che dire, intanto per poterla giudicare poi bisogna leggerla negli aspetti operativi, che sono la parte dove normalmente ci portiamo a casa il risultato, ovvero perdiamo il risultato. Maurizio, per un pezzo ho sentito in streaming lungo strada, sono riuscito a beccare un po' il segnale dell'intervento di Maurizio. 150 collegati. Esatto. E ricordava... Potenti mezzi di Confindustria. Hai visto? Deve essere quello. Arrivano lì. Perché adesso i cellulari li fanno loro. Ricordava l'esperienza precedente, in realtà abortita all'ultimo minuto, all'ultimo miglio, quindi poco prima di arrivare al dunque. Non necessariamente è la soluzione migliore. Mi trovo a raccontare la mia esperienza, o meglio a esprimere il mio parere da un duplice o triplice punto di vista, come appunto ricordava prima. Da una parte rappresentanti di associazioni di categoria, quindi quei soggetti che reclamano, quando ci sono attività di questo genere, dobbiamo esserci anche noi. Lo dico da rappresentante di impresa, lo dico da imprenditore, quindi da uno che fa parte di quelli che hanno questa responsabilità. Spesso e volentieri le imprese sono totalmente inabili nella gestione dei processi di aggregazione, perché ogni singolo operatore pensa al proprio mestiere, pensa a portare a casa il risultato, già sarebbe un bel gran passo avanti, ma hanno difficoltà a interagire e a diventare una struttura coordinata, che è esattamente il motivo per il quale poi crea una DMO e una DMO a successo, perché tanti degli elementi che operano
a partire evidentemente dagli operatori privati, che sono quelli che poi devono dare i servizi e costruiscono un pezzo del processo, devono essere coinvolti e non è facile farlo. Anzi, io ho sempre detto che nel processo di DMO il passaggio più difficile in assoluto ce lo dobbiamo beccare noi, da imprese, perché quando costruisci il modello, metti insieme il soggetto, sia la regione, sia l'azienda speciale, sia quello che ti pare, fatemi dire, è la parte più semplice, tra virgolette, se c'hai anche qualche risorsa da mettere in pista. Il passaggio successivo è quello difficilissimo, dove devi far diventare sistema soggetti come noi, gli imprenditori, che tutto sono fuorché sistema, e mi permetto di dirlo da imprenditore, non perché mi devo mettere a fare la critica agli altri. Poi, siccome vesto anch'io la giacchetta, come Maurizio, di Presidente della Camera di Commercio, ci siamo fatti anche noi il passaggio delle pietre roventi della pubblica amministrazione. Come dire, ammirandone in parte le potenzialità spesso inespresse, ed è il grande dispiacere, penso, di ognuno di noi. Il potenziale della pubblica amministrazione è gigantesco ed è proprio il momento in cui metti insieme le risorse di tutti per raggiungere un obiettivo comune, e non sempre ci riesci. E le Camere di Commercio sono un po' più flessibili, perché più piccole, e peraltro sono anche focalizzate su una materia ben precisa, che è quella delle imprese, che peraltro gli pagano i diritti camerali, quindi sentono anche in qualche modo una responsabilità diretta. Dall'altra parte abbiamo il partner fondamentale di questa operazione, che è la Regione Sardegna, e non può che essere così, non per scaricare sulla Regione Sardegna, sulla Regione, una responsabilità, ma è indubbio che il punto in cui si sintetizzano le risorse economiche, perché per fare una DMO senza soldi non vai da nessuna parte, si concentrano presso la Regione, che è l'unico soggetto sul nostro ambito territoriale in grado di fare la sintesi, magari con un assessore che spinge, evidentemente, come deve fare ogni assessore, sul proprio ambito, per riuscire a portare a casa, nella distribuzione delle risorse regionali, una quota, diciamo, incrementale rispetto a quella normalmente stanziata. Ma questo è un problema dell'assessore, al quale le lasciamo tutta l'incombenza, sia in giunta che in consiglio regionale. Chiudo, perché immagino che l'intervento debba essere sintetico, e provo ad arrivare al dunque. È indispensabile essere, ma l'ho sentito dire forse anche prima sia da Silvio che da Maurizio, essere assolutamente veloci e rapidi nel raggiungimento del risultato. Una DMO funziona quando le capacità dei soggetti che sono presenti è la più rapida possibile. Lo dico da Presidente della Camera di Commercio: le Camere di Commercio sono flessibili, sono veloci ma non velocissime. La Regione lo è ancora meno, ma per la sua natura strutturale, cioè non da oggi, non è colpa dell'assessore. Io continuo sempre a dire, ci mandiamo anche il miglior assessore di questo mondo, e lo è Franco Cucureddu, deve lottare con una struttura e non è neanche colpa della struttura, l'abbiamo costruita così. La Regione Sardegna è questo, e smontarla è veramente difficile, o rimontarla è difficile. Facciamogli fare quello che è in grado di fare, ma cerchiamo di rendere esterno alla gestione dei corridoi, degli assessorati, gli aspetti di natura operativa, altrimenti rischiamo di avere dei tempi di risposta che sono lunghissimi. Rammento e chiudo: per quale motivo si è pensato nella puntata precedente di realizzare la DMO con un soggetto partecipato, Regione, Aeroporti e Camere di Commercio? Perché la Regione ha il problema, non so se ce l'avrà quest'anno, ma da anni ha il problema che il bilancio lo approva a febbraio, marzo, giugno, luglio, settembre, non so quando, cioè quando ormai la stagione è passata, e sta approvando i soldi che servivano all'anno prima. Quel modello lì serviva a sganciare la Regione rispetto a questi vincoli. Ancora oggi mi pare che questo problema non sia risolto, magari si riesce a risolvere, però era la necessità proprio di rendere efficiente un soggetto di fianco alla Regione, ma che non fosse vincolato dai tempi e dai modi della Regione. Grazie Agostino. Giulia Dalla Palma, è una grande responsabilità adesso, perché hai sentito le posizioni, abbiamo una idea progettuale che sta arrivando a compimento, la posizione delle associazioni di categoria rilevanti. Qua con noi abbiamo i reali player di questo sistema di condivisione turistica, e non solo turistica. A questo punto siamo tutti curiosi: perché il Trentino funziona, pubblico-privato, come fate a mettere insieme il pubblico e il privato? Qualche buon consiglio, ma perché no? Anche qualcosa che invece ti piace dell'attuale sistema Sardegna e che tu replicheresti da voi. Giulia. Intanto buongiorno a tutti, mi sentite bene? Sì. Sì.
Bene, grazie di questo invito. Vi porto anche il saluto di Ilaria Nogare, che aveva piacere di essere con voi, ma appunto non è riuscita per un impegno personale e ci teneva che vi portassi il suo Ricordiamo la saluto. vicepresidente È di Trentino vicepresidente, Marketing. esatto, di Trentino Marketing e imprenditrice anche da voi in Sardegna. Allora, velocemente vi racconto come siamo organizzati in Trentino. Intanto in Trentino la competenza del turismo è una competenza provinciale, siamo una provincia autonoma. Siamo organizzati con una società di marketing territoriale della provincia autonoma di Trento, che appunto è Trentino Marketing, la società per cui lavoro anch'io. Io in modo particolare mi occupo dell'area sviluppo della destinazione, quindi coordino gli investimenti e lo sviluppo di nuovi prodotti in Trentino. Quindi abbiamo una società di marketing territoriale totalmente pubblica, un'azienda di diritto pubblico che è finanziata dalla provincia autonoma di Trento. E abbiamo poi 12 DMO, le nostre APT, non sono più aziende di promozione turistica come tanti ancora sbagliando le chiamano, oggi sono aziende per il turismo. La differenza sembra minima, ma in realtà oggi le APT fanno molto di più della mera promozione turistica. Le aziende per il turismo sono organismi di diritto privato, si finanziano con la tassa di soggiorno raccolta nel proprio ambito, quindi i 12 territori in cui è suddiviso il Trentino, che vanno dal lago di Garda fino all'alta montagna, le zone che forse conoscete, della Val di Fassa, di Campiglio, gli ambiti urbani di Trento e Rovereto, tutta una serie di zone lacustri o rurali, queste 12 APT tengono il gettito della tassa di soggiorno che è generato nel loro territorio. Eppure sono aziende di diritto privato. Perché? Perché possono ottenere la tassa di soggiorno solo se garantiscono un 51% di finanziamento privato. Quindi l'apporto pubblico della tassa è legato alla necessità per le APT di strutturarsi con un apporto privato. Abbiamo 12 DMO diverse fra loro, alcune che hanno gettiti di tassa di soggiorno realmente importanti, pensiamo appunto alla zona del Garda o della Val di Fassa, parliamo di milioni di euro, altre più piccole, ma tutte raccolgono di più di quello che ottengono di tassa di soggiorno da finanziamento privato. Come lo fanno le nostre APT? Ovviamente in primis dotandosi di una compagine sociale, quindi di una serie di soci che contribuiscono, privati e pubblici, anche i comuni sono soci dell'APT, che contribuiscono al finanziamento dell'APT, ma anche attivando sponsorizzazioni, ma anche attivando attività commerciali o anche, per esempio, gestendo beni e servizi turistici, quindi entrando proprio nella partita di gestione dei servizi turistici. Con la riforma della legge provinciale sul turismo, da noi la legge provinciale 8, se qualcuno ha piacere di approfondire, è stato introdotto anche un livello intermedio fra Trentino Marketing, la società in-house della provincia e le 12 DMO, che sono le 4 agenzie territoriali d'area. Le agenzie territoriali d'area sono insediate in Trentino Marketing, quindi sono totalmente pubbliche e che scopo hanno? Hanno lo scopo di far lavorare insieme i territori. Le APT, le DMO, curano la qualità dell'esperienza di vacanza degli ospiti e curano lo sviluppo prodotto nel proprio ambito. Con le agenzie territoriali siamo andati a introdurre questo concetto di macro aree omogenee, quindi si è deciso di mettere insieme le risorse economiche per sviluppare dei prodotti che superano i confini delle 12 APT. Pensiamo per esempio a tutto il tema del bike, del trekking, del wellness, della cultura. Sono tutti prodotti che non ha senso concludere al confine di un APT e non ha senso vedere le APT in concorrenza uno con l'altro. Oggi le APT lavorano insieme. Le agenzie territoriali sono finanziate da una quota che va dal 5% al 10% della tassa di soggiorno. Quindi il 90% della tassa di soggiorno va a finanziare le 12 DMO, una parte invece che varia dal 5 al 10% ogni anno va a finanziare le agenzie territoriali d'area e poi abbiamo appunto Trentino Marketing che si occupa del marchio territoriale, della promozione e del marketing. Giulia, è un sistema quasi perfetto, ci fa un po' paura perché tutti questi meccanismi sembrano talmente perfetti che noi, vedo qua gli occhi dei miei interlocutori, c'è qualcosa che non torna. In realtà lo diciamo con un grande applauso a voi, ma quali sono le criticità?
tutti i privati funzionano bene all'interno di questo sistema? C'è qualche criticità che dovete risolvere costantemente? C'è qualcosa che potreste ancora migliorare? Beh, l'elemento che ha citato lei è certamente critico, cioè l'apporto dei privati non è stato automatico. Le APT hanno dovuto strutturarsi e organizzarsi per arrivare a questo 51% di apporto privato. In alcuni casi, nei primi anni, adesso è qualche anno che è oliato questo sistema, ma nei primi anni qualche APT ha dovuto rinunciare a parte della tassa di soggiorno perché non era riuscita a raggiungere il 51% di apporto privato. Oggi il sistema si sta strutturando e le APT stanno diventando via via più autonome, certamente. C'è anche da dire che la nostra legge provinciale sul turismo è una legge che, insomma, che ha radici solide e che diciamo, ci struttura e ci dà un modello di governance ormai da tanti anni. La Da quanti riforma, anni, Giulia? beh, l'ultima riforma è del 2020, ma la legge era del 2004, quando erano state privatizzate le APT, quindi poi negli anni la legge è stata modificata, oggi non era più pensabile andare avanti con la stessa legge del 2003, è cambiato il mondo, sono arrivati dei player sul mercato che allora non consideravamo, c'è un cambiamento climatico in atto che cambia totalmente i nostri flussi turistici. Oggi siamo in un sistema, in una strategia del sistema turistico trentino, per esempio, che non parte assolutamente più dal mercato, ma parte dalla comunità locale. Quindi ci sono stati dei cambiamenti epocali in questi 20 anni che hanno fatto sì che la legge si adattasse e ci desse, insomma, le maglie normative per poter operare nel modo corretto. Giulia, resta con noi. Adesso giro di tavolo, vi chiedo delle risposte abbastanza brevi, però questo modello sembra interessante, un modello che funziona. La tassa di soggiorno che viene messa a disposizione delle aziende del turismo sul territorio con partecipazione del privato potrebbe essere replicata, Franco? Cosa ti piace e che cosa invece non può essere applicabile? Noi abbiamo assolutamente studiato il modello trentino insieme ad altri e poi ho illustrato solo una parte, ma è esattamente così. Cioè, il modello che ipotizziamo, e molti di voi lo sanno perché ci siamo confrontati, è proprio questo modello che ha 3 livelli di DMO, 2 pubblici esattamente come il Trentino, cioè Trentino Marketing e le 4 agenzie territoriali che da noi diventano 6, non agenzie ma sempre all'interno di una direzione generale che avrà autonomia con un direttore generale che sarà un manager della destinazione, insomma scelto assieme chiaramente attraverso le procedure pubbliche di gara, ma che sia rassicurante e un manager di livello, anche che garantisca i privati. Abbiamo delle perplessità sulla modalità di finanziamento, nel senso che anche noi pensiamo, e questo sarà un discorso da affrontare con i comuni, abbiamo fatto non so più quante riunioni insieme al ministro Santanchè con tutti gli assessori per la riforma della tassa di soggiorno. Diciamo che un primo risultato che già sembra importante è quello che non si utilizzerà più, se non in parte residuale, la tassa di soggiorno per abbattere i costi dell'Attari, perché questo stava succedendo oggi nei comuni, cioè la tassa di soggiorno non veniva utilizzata per fornire servizio o per fare promozione, ma per ridurre il costo dell'Attari sui cittadini. Per carità, i costi sono estremamente elevati dell'Attari, quindi però trovare altri meccanismi di tassazione, farla gravare sui turisti, non era forse la cosa più opportuna. Però il meccanismo, io poco fa non l'ho completato, è proprio questo, è quello più o meno di Trentino Marketing, quindi con 2 livelli che abbiano dipendenti pubblici che debbano sottostare, perché si spendono risorse pubbliche, alle regole previste dall'Unione Europea e quindi al codice dei contratti, quindi secondo le procedure, ma se non lo facesse la Regione e lo facesse la Camera di Commercio, le regole sono identiche, i tempi sono identici e lì si tratta di trovare le persone più adatte, perché 30 giorni deve rimanere pubblicato un bando, che lo faccia la Regione, che lo faccia la Camera di Commercio o che lo faccia un altro soggetto. Ecco, dobbiamo trovare le persone più adatte per dare gambe. C'è un terzo livello di DMO, che sarà quello comunale e territoriale, e quello sarà chiaramente esclusivamente privato, o meglio privato e pubblico, ma senza la Regione, quello in cui nasce il prodotto, in cui si colgono le esigenze, in cui si valutano i dati e che l'osservatorio dovrà elaborare, anche con una reportistica agile, in maniera tale che possa essere
disponibile non dico in tempo reale, ma come ci dicevano stamattina, ma in tempi ragionevolmente brevi. Però la struttura è questa. Il finanziamento. Ecco, noi abbiamo immaginato un meccanismo di finanziamento un pochino differente. Ci rendiamo conto che se si coinvolgono i privati non ci può essere una maggioranza di capitale pubblico, altrimenti bisogna soggiacere alle norme degli aiuti di Stato, insomma, e tutte le norme che conosciamo. Quindi si immaginava un sistema di questo genere, certo una fiche sulla piccola, una partecipazione di 50 centesimi, 40, non lo so, sulle 16 milioni di presenze ufficiali potrebbe dare una base, ma per noi quella base potrebbe essere una base non pubblica, anche se ci rendiamo conto che la tassa di soggiorno sono soldi pubblici, ma potrebbe rappresentare una quota che gli albergatori che materialmente le versano, i comuni che sono i destinatari di quelle risorse, mettono a disposizione del sistema. Poi immaginavamo questo, i mercati consolidati, cioè dove si tratta di svolgere un'azione di fidelizzazione, dove abbiamo già la profilazione, sono raggiungibili con newsletter, la Regione dovrà mettere a disposizione gli strumenti, quindi certo fidelizzarli non è neppure sempre semplice, ma la presenza nelle fiere, le azioni di marketing, di digital marketing piuttosto che di marketing tradizionale, quello continuerà a farlo la Regione, ma diciamo che un 80% degli investimenti li farà la struttura privata, come già li fa verosimilmente ogni singolo imprenditore, e un 20% lo metterà a disposizione il pubblico, verosimilmente la Regione, nelle iniziative che assieme si concorderà essere strategiche all'interno della DMO regionale o provinciale che sia. Viceversa, immaginiamo che per conquistare i nuovi mercati, e quando penso a nuovi mercati non penso solamente a nuovi stati, perché stamattina parlavamo con l'amministratore dell'Enit delle fiere che faremo, sondare il mercato indiano piuttosto che la fiera di Belgrado, che neppure l'Enit aveva mai fatto, che quest'anno viene anche la Presidente del Consiglio, sarà presente anche la Meloni, proprio perché ritiene strategico un rapporto con Belgrado anche dal punto di vista dello scambio di flussi turistici e dei rapporti commerciali. Ma pensiamo a qualunque nuovo mercato. Può esserci il mercato degli svizzeri che fanno rafting, che noi abbiamo da intercettarlo, quello per un nuovo mercato. In questo caso le proporzioni vanno ribaltate. Ci dovrà essere, essendoci un rischio molto elevato di insuccesso, dovrà rischiare il pubblico. Quindi l'80% di investimento e di azioni dovranno essere fatte dal pubblico e un 20% dal privato, fermo restando che tutte le strategie dovranno essere definite all'interno di questo soggetto pubblico-privato, dove il direttore generale e i funzionari saranno funzionali a attuare le strategie che saranno indicate. Maurizio, qua siamo passati dalla visione iniziale, l'abbiamo perfezionata nel confronto con Trentino Marketing. Ti convince tutto? C'è qualcosa che magari... I risultati poi sono quelli che contano e sicuramente il Trentino dal punto di vista dei risultati li può portare. Hai sentito la domanda che ho fatto, ma da quando è? Dal 2004, 20 anni, perfetto. Ci sono due criticità che mi portano a dire che fare riferimento a un sistema di questo tipo è sicuramente corretto, ma se non partiamo dal presupposto che noi siamo un'isola e che quindi o vieni in aereo o vieni in aereo sostanzialmente, il Trentino, che conosco molto bene, è bellissimo, non ha un aeroporto, ci puoi arrivare però come quando vuoi. Il secondo aspetto che credo vada approfondito per fare una DMO sarda che funzioni è che il Trentino, pur avendo delle disparità all'interno del proprio territorio come ricchezze territoriali, non ha certamente le differenze enormi che in Sardegna abbiamo tra un territorio e l'altro. Quindi
questo va in qualche modo trattato con delle perequazioni, con delle compensazioni. Non vorrei essere frainteso. Quando ha parlato l'assessore di una sorta di comitato sulla falsariga dei lavori pubblici, questa idea mi piace molto, perché è un insieme di esperti e ognuno per la sua parte dà il suo contributo. Non ho la ricetta, ma pensare ad un sistema poi territoriale di diritto privato, è chiaro che il nord-est della Sardegna parte 10 km più avanti degli altri territori, del sud-ovest, ma anche di tanti altri territori. Quindi il rischio che si polarizzino e che queste differenze tendano ad aumentare, io credo che esista. Quindi, e concludo, anche se l'argomento è talmente stimolante veramente che... ma io vi terrei qua fino a domani, perché sì. vedo l'attenzione che c'è in questo momento Sì. in sala. Per cui non possiamo dimenticare che questa è un'isola dove devi atterrare e ripartire con un aereo. Quindi la partecipazione rilevante degli aeroporti e il sottoscritto si sta spendendo da un bel po' di tempo per far cercare di capire a tutti noi sardi che un sistema, una regia unica, un'integrazione tra gli aeroporti è fondamentale per la vita dei sardi, ancora prima che per il successo della Sardegna, quindi superando quelle giuste disparità di cui parlava prima Agostino. Ecco, gli aeroporti non possono non essere presenti in testa a questa DMO. Secondo, lavorare affinché ci sia una omogeneità forte tra i territori su alcuni fondamentali. Così può essere una DMO che funziona. Quindi un grande lavoro profondo. Maurizio, hai citato gli aeroporti. Silvio, vedi che siete sempre centrali. Sì, come dicevo prima, noi abbiamo in mano la leva principale, che è quella del trasporto, quindi è giusto che possano incidere in maniera profonda sulle scelte. Trovi replicabile il sistema trentino? Dunque, il sistema trentino è molto complesso, che deriva da una evoluzione che c'è stata nel tempo, no? E su un contesto poi anche maturo, perché insomma il contesto turistico del Trentino lo conosciamo ormai da tanto tempo, no? Hanno fatto delle scelte molto intelligenti, innovative in passato, noi siamo ancora molto indietro, quindi quello sicuramente funziona. L'ho trovato complesso, ma funziona, perché i risultati sono quelli. Ecco, quello su cui io punto di nuovo l'attenzione è sul fatto di svincolare il funzionamento di questo organismo dalla macchina burocratica regionale, no? Altrimenti non funziona. Quindi un'impostazione più manageriale che sia legata a meccanismi di mercato. Sì, diciamo la parola d'ordine è velocità. Almeno io la vedo così perché sono un operatore. C'è un momento della visione e della progettazione che compete alla politica, no? La visione. Poi c'è un momento della programmazione e della realizzazione che compete a chi sa fare queste cose e a chi ha le leve dirette. E poi c'è un momento dell'analisi e del feedback, no? che compete a entrambi. Ecco, questo è un meccanismo che deve funzionare in circolo. Ecco, a me sta bene, ho capito meglio adesso l'architettura che vorrebbe mettere in piedi la Regione. Ecco, il discorso del comitato è importantissimo, la presenza degli aeroporti è assolutamente importante, riferirsi al modello del Trentino, sì, ma attenzione che ci sono delle differenze. Agostino, qua noi abbiamo parlato di modello, abbiamo parlato di funzionamento. Francesco no, poi arriva Francesco.
Abbiamo parlato Vai. di modello, abbiamo parlato di funzionamento, abbiamo ipotizzato le risorse. Franco ci diceva prima, anche noi come il Trentino possiamo ipotizzare di prendere delle risorse di derivazione della tassa di soggiorno. Però in tutto questo c'è un elemento che è risultato un elemento critico anche negli scorsi anni. Le imprese, perché qua noi abbiamo delle imprese, abbiamo imprese molto strutturate, e grandi investitori, e tu sei un esempio di un gruppo. Stamattina avevamo Paolo alla tavola rotonda sui gruppi alberghieri, però la Sardegna è fatta di tante microimprese e piccole imprese che animano il turismo e che sono le stesse che stanno contribuendo alla parcellizzazione di alcune aree, perché si muovono in autonomia, provano a raggrupparsi. Ormai le DMO locali si contano e sono tante, tutti provano a ritagliarsi un loro pezzetto, un po' perché il messaggio calato all'alto non piace, così sembrerebbe, un po' forse perché non gli è chiaro. Come facciamo a mettere insieme dentro questa DMO tutti i piccoli che devono seguire queste indicazioni? Perché se noi creiamo la DMO e poi non abbiamo una strategia di comunicazione unitaria che va a beneficio di tutti, probabilmente facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto con Sardegna Promozioni prima, ma anche con altre iniziative dopo. Agostino. Guarda, parto dalle dichiarazioni dell'assessore e, come detto anche prima, i modelli come dire, organizzativi delle DMO sono importanti, ma non sono necessariamente determinanti da soli. In questo caso io confido nella capacità dell'assessore, perché lo conosco per persona competente e lucida, affinché quel passaggio anche organizzativo, la direzione generale, siamo tutti quanti scettici perché poi finisce sempre che alla direzione generale ci finisce quello che ci ha piazzato il partito di Tizio, di Caio, di Sempronio. Quindi lo sforzo che doveva fare l'assessore è fare in modo che non ci arrivi l'amico, ma ci arrivi uno competente. Questo è un punto interrogativo che vale per lui come vale per il successivo assessore. Quindi bisogna capire quanto già saremo troppo stabili. in là, ragioniamo per i prossimi 5 anni. Sì, però il ragionamento deve essere a prova dove si può fare, per evitare che ci sia il ricambio fatto dall'albo dei direttori generali. Ne prendiamo uno qualunque, quello che c'era alla sanità lo mettiamo e mettiamocelo lì. Però voglio dire, il direttore generale è vero che non deve essere necessariamente un esperto, ma bisogna avere delle caratteristiche alle quali non puoi aspettare 3 anni che capisca di cosa si tratta. Il ruolo delle imprese e il problema della parcellizzazione, secondo me, come dire, lo porto un po' indietro, nel senso che, lo dicevo prima, è difficile coinvolgere le imprese in processi di questo genere, un po' perché sono scettiche, ma un po' perché non sono neanche avvezze. Non abbiamo, mi ci metto, non abbiamo la cultura della partecipazione a processi di aggregazione, e quindi questo qui sarà un passaggio culturale difficilissimo. Però il meccanismo che dobbiamo far funzionare è: mi conviene o non mi conviene? E allora dobbiamo trovare un meccanismo per cui a chi conviene c'è una premialità, per chi non conviene, nel senso che chi aspetta, io non faccio niente, intanto poi qualcuno fa qualcosa anche per me. È stata un po' la logica di alcune operazioni, anche i dati. Molte volte sui dati non venivano conferiti perché tanto lo farà qualcun altro, i miei non servono, ma non li do, lasciamo stare. Però voglio dire, il fatto che ci siano alcuni che non sono interessati non può essere il motivo per il quale io non percorro la strada che devo percorrere. La percorro in maniera determinata. Il punto di riferimento della regione è fondamentale, nel senso che deve far capire che c'è e che conduce la guida del sistema in maniera determinata e con una visione chiara e trasparente. Altrimenti, se stiamo sempre a fare l'operazione del do un po' a te, un po' a te, un po' a te, storia che abbiamo già visto, è chiaro che ogni singolo operatore va lì, quelli che possono portano a casa il piccolo pezzettino, ma manca il sistema. Sono convinto che riusciremo a coinvolgerne tante e chiaramente il meccanismo di emulazione poi funziona. Dobbiamo far partire la macchina. In questo devo dire il supporto delle Camere di Commercio, l'ha già detto Maurizio, c'è, perché siamo un ente pubblico e quindi siamo privi da quel punto di vista del vincolo della propria contingenza. Il sistema aeroportuale è quello che indirizza i flussi, anche diciamo, il buon Massimo Deiana, per parlare di porti, hanno un loro ruolo, ma è chiaro che hanno difficoltà a indirizzare, non li fanno arrivare da Londra le navi, perché evidentemente operano sul bacino del Mediterraneo. È comunque un soggetto importante perché trasferisce... Certo. Questi elementi messi insieme nel comitato di cui si parlava, che anche lì è un problema tecnico, vediamo come mettiamo insieme persone, soggetti che siano in grado di dare un contributo tangibile sul sviluppo del processo e sulla realizzazione del processo. Bisogna essere molto determinati e in questo
l'assessore dovrà fare lo sforzo immane in giunta regionale e in consiglio perché qualcuno si ricordi che questo è un comparto che può dare contributi significativi alla nostra economia. Grazie Agostino. Francesco, hai affrontato questo tema da assessore 8 anni fa ormai, però come vedi è sempre molto attuale, cioè ritorna sempre. Franco ce l'ha presentato, siamo pronti a partire. Che cosa non ha funzionato a suo tempo e che cosa potrebbe non funzionare Io oggi? vorrei soltanto fare in una battuta un endorsement in favore di Franco Cuccureddo, di cui ho grandissima stima come persona, ho grandissima fiducia come assessore e nella sua capacità di visione, quindi per il futuro mi sento molto garantito. Rinuncio invece a parlare a beneficio di Giulia, che forse ci può dare qualche indicazione sulla strategia e come dire, per quanto riguarda DMO, sempre a disposizione per discuterne, come dire, in maniera molto franca, però ho grande fiducia nei confronti di Franco. Grazie Francesco. Giulia, strategia, ce l'hai delineata, ci hai delineato la struttura, dacci una prospettiva, come lavorerete, qual è la vostra strategia da qua ai prossimi 10 anni? Allora, in estrema sintesi, il Trentino oggi, come detto, parte dalla comunità trentina, parte dall'elevata qualità della vita che è presente qui e ne fa le radici su cui basare la propria strategia. Oggi siamo in un contesto di crescita, le presenze e gli arrivi crescono, anche noi come voi non utilizziamo più solo questi dati per misurare il valore del nostro turismo, che così ve lo dico a livello di curiosità perché prima era stato citato il dato, da noi rappresenta l'11% del PIL e il 17% del PIL indiretto della nostra provincia autonoma ed è rappresentato da circa 19 milioni di presenze nel settore ricettivo certificato. Oggi il sistema turistico trentino appunto parte dalla comunità trentina, non più dai mercati, e ha due obiettivi principali. Uno è relativo a quelle che oggi chiamiamo le belle stagioni, quindi abbiamo bisogno di riequilibrare i flussi turistici trentini, non possiamo più permetterci di avere delle località turistiche che si accendono e si spengono con i nostri ospiti. Dobbiamo avere dei flussi turistici più armonici lungo tutti i 12 mesi dell'anno, quindi gli investimenti che stiamo facendo anche in termini di comunicazione, di promozione oggi sono rivolti alle nostre belle stagioni, quindi all'autunno e alla primavera, e ad oggi stiamo avendo soddisfazione in modo particolare dall'autunno, quindi questa è la stagione su cui stiamo puntando in modo particolare. È chiaro che non abbandoniamo l'estate e la nostra stagione invernale legata al prodotto sci, sono prodotti consolidati ancora importantissimi per noi. Lì proviamo ad aumentare invece la redditività delle nostre imprese, quindi non tanto il numero di presenze, anzi abbiamo un obiettivo di calo degli arrivi su queste stagioni, quanto appunto il valore percepito degli ospiti in queste stagioni. In queste stagioni siamo concentrati soprattutto a preservare la qualità dell'esperienza di vacanza. Quindi in questo contesto oggi ci occupiamo di mobilità, l'avete citato anche voi, ci occupiamo di congestione di alcuni luoghi, non lo chiamiamo più overtourism, non più, insomma, tendiamo a non chiamarlo overtourism perché in Trentino è un fenomeno che è concentrato ancora in luoghi specifici e in picchi di stagione, ma è indubbio che abbiamo anche noi fenomeni di congestionamento. Oggi ragioniamo sui parcheggi, oggi ragioniamo sulla digitalizzazione dei servizi, sempre di più investiamo perché i servizi turistici in Trentino siano digitalizzati e perché le nostre imprese turistiche siano digitalizzate. Quindi crescita nelle belle stagioni, mantenimento della qualità dell'esperienza di vacanza nelle stagioni classiche. Questi sono i due macro obiettivi, i due pillars che conducono tutta la nostra attività nostra di Trentino Marketing e delle 12 DMO. Grazie Giulia, prima di salutarci una battuta per tutti. Agostino, cosa chiediamo all'assessore domani mattina? Perché lui è sorridente in assessorato, è rimasto con noi tutto il giorno, ha condiviso di tutto. Quale deve essere il primo impegno domani per dare gambe a questo progetto? Agostino. Testa bassa e correre. Maurizio. Sicuramente lo sta già facendo l'assessore e da ieri lavorare in piena sintonia con l'assessorato dei trasporti. Silvio. Ascoltarci molto quello che sta facendo e coordinarci soprattutto, ma insomma, è nelle sue corde perché lo conosciamo. Insomma. Francesco, la tua università.
La tua università è, come dire, emozionale. Io chiedo all'assessore di operare con coraggio, di insistere, di non mollare, di avere visione e di dare una prospettiva, una programmazione al turismo regionale. Una battuta, qua abbiamo molti giornalisti in sala, stanno scrivendo tutti quanti. Questo panel lo hanno fotografato perché immagino che gli dedicheranno molto spazio. È un panel d'eccellenza, abbiamo veramente tutti i player. C'è qualcuno di voi che ha una curiosità, approfittatene, non li ritrovate tutti insieme così. Se qualcuno ne vuole approfittare... Vorremmo anche andare. Ok, Meglio così. allora abbiamo esaurito l'argomento. Franco, grazie. Maurizio, Agostino, Silvio, Francesco. Grazie a tutti. Chiamo qua con me per le battute finali Gianluigi Tiddia, Lucio Murru e Gianfranco Fancello, il comitato, buona parte del comitato scientifico di questo progetto. Oggi abbiamo veramente corso, abbiamo fatto questa 8ª edizione senza risparmiarci su niente, con ospiti di primo piano, collegamenti internazionali. Siamo riusciti a generare interesse, lo vedo dal numero dei contatti che abbiamo online. Vi ricordo che i nostri contenuti saranno disponibili sulla pagina YouTube dedicata a Call to Action, saranno disponibili sulla pagina Facebook, sulle pagine di T+ e di Geasar, ma soprattutto abbiamo la possibilità di continuare a interagire. Vi do un'anteprima che poi approfondirà Gianluigi. Avremo la possibilità di organizzare con voi a distanza, online, un prossimo appuntamento nel quale potremo approfondire un tema. Ci sta lavorando a distanza Robert Piattelli, che è l'altro componente del comitato scientifico, che insieme a noi cercherà di dare gambe anche a questo pezzo di progetto. Con l'augurio, l'assessore è andato via, quindi lo posso dire, che tutti insieme possiamo riuscire a continuare. Questa è un'esperienza che merita di essere continuata, ma non per noi, per voi, perché il fatto che ci seguiate così numerosi e che a distanza ci siano ancora tante persone che trovano interesse in Call to Action vuol dire che forse questo format incuriosisce, è utile, è una buona idea. E allora se riusciremo in accordo con l'assessore a rilanciare sul 2025 non ci sottrarremo. Gianluigi, Lucio, Gianfranco. Sì, io giusto per ricordare, salutare Robert che ci sta seguendo e appunto come ha anticipato Antonio, oggi sono stati presentati tanti documenti, tante idee. L'idea è quella di raccoglierli, renderli in maniera un po' strutturata e fissare un appuntamento, un webinar e anche dei documenti da rendere appunto a chi ha partecipato oggi e a chi vorrà poi seguirci per proseguire appunto nella discussione e analizzare meglio alcuni documenti che abbiamo solo intravisto oggi. Quindi vi diamo appuntamento per questo, è stata una giornata estremamente produttiva e passo la parola a Lucio che sicuramente avrà qualcosa di bello da dire. No, velocemente grazie a tutti per il vostro tempo, insomma dedicare una giornata intera al turismo è sempre uno sforzo, va pianificato, sottrae tempo al nostro lavoro quotidiano, quindi davvero grazie per tutti quelli che ci ascoltano online e per voi che siete rimasti sino alla fine. Io continuo a dire, a battere sul tema dei dati, sul tema della pianificazione, perché effettivamente il dato di oggi che ci ha dato il nostro amico tedesco Dirk è impressionante, significa che noi guardiamo spesso nel nostro orticello, vediamo una grandissima crescita, abbiamo visto 18% all'aeroporto di Olbia, 7% all'aeroporto di Alghero, Cagliari che cresce, continuiamo a guardare la nostra piccola Sardegna, però il mercato turistico si muove a livello globale. Quindi crescere, ma se non, in un certo modo, se non hai ben chiaro come stanno crescendo gli altri, a volte significa che non sei affatto cresciuto, ma anzi hai perso quote di mercato. Insomma, un ragionamento che abbiamo fatto già nel passato, bisogna tenere d'occhio i competitors e vedere come si stanno muovendo, qual è il trend di crescita. Quindi questo è l'obiettivo anche delle prossime edizioni. Grazie Lucio. Gianfranco. E intanto anch'io ringrazio tutti i partecipanti, quelli in sala, chi è collegato. Call to Action continua a dare un'indicazione ben chiara, ponendo al centro, come diceva Lucio, il dato e i contenuti. Mi piace sottolineare come c'è sempre un'ibridazione molto interessante tra pubblico e privato, tra imprenditori e decisori politici. La cosa importante è che sempre basando qualsiasi tipo di ragionamento sui contenuti. Quindi questa deve essere l'azione che noi come Call to Action dobbiamo fare, che poi è l'eredità che lasciamo poi davvero a chi
chi poi vorrà usare i dati e vorrà usare i ragionamenti che vengono fatti qui all'interno per poi sviluppare politiche realmente che abbiano una ricaduta positiva sui territori. Grazie ancora a tutti, grazie anche a chi ha contribuito alla buona riuscita di questo evento, il Service, IATV, tutte le società che hanno collaborato per i servizi. Un ringraziamento particolare ai nostri componenti del comitato scientifico che hanno condiviso con noi tutto il percorso, che oggi non ci sono fisicamente, non si sono potuti collegare per altri impegni, in particolare Maria Elena Rossi, responsabile commerciale responsabile marketing di Enit, e Robert Piattelli, presidente e founder di BTO. Ancora un grazie a tutti, noi ci siamo, se avete curiosità, le mail e i contatti li conoscete, siamo a vostra disposizione. Grazie ancora.